Buongiorno davvero telespettatrici, telespettatori di Antenna 3 e buon anno. Questa è la nostra prima diretta straordinaria per questo 2021 che ci auguriamo davvero tutti sia un anno migliore, un anno semplicemente normale, non chiediamo nient'altro. E come sempre vi aggiorneremo, vi terremo compagnia con le notizie da tutto il nord-est, la politica, l'attualità, la cronaca. Sono tanti gli spunti, è inutile dirlo, in questo inizio d'anno. C'è una crisi di governo in vista, perlomeno così si dice, perlomeno questa è la tendenza che registriamo. C'è tutto il dibattito attorno alle fasce, ai colori delle regioni, rosso, verde, arancione, giallo. Ovviamente finite le feste ritornerà anche questo dibattito, un dibattito che è aperto anche per il Veneto, che continua a registrare dei dati molto elevati. Anche nella notte si sono superati 1600 nuovi casi, ma lo vedremo più tardi collegandoci con Venezia. Quindi anche su questo fronte dovremo monitorare l'evoluzione della situazione, con la buona notizia che ormai tutti conosciamo: la vaccinazione al via. Le ULSS del Veneto si sono allineate, c'è chi ha cominciato un po' prima, di fatto si stanno immunizzando, questo è il termine tecnico, gli operatori sociosanitari. In alcuni casi si sta procedendo anche con gli ospiti delle case di riposo, la prima a farlo è stata l'ULSS 1 Dolomiti di Belluno, dove ovviamente c'è anche il maggior numero di anziani. Nella montagna veneta ovviamente il numero di persone over 65 e over 70 è il più alto, non solo della regione ma anche d'Italia. Cominciamo però dalla cronaca con un'ultima ora di fatto che arriva dal veneziano. Vi mostriamo delle immagini davvero impressionanti e che risalgono al febbraio scorso, poco prima del lockdown, quando ancora c'erano in corso i festeggiamenti per il Carnevale di Venezia. Durante una notte di festeggiamenti, due trentenni, entrambi con numerosi precedenti specifici alle spalle, si sono avvicinati alla vittima coprendosi il volto e gli hanno puntato contro la pistola per farsi consegnare uno smartphone. Vedete le immagini. Il malcapitato, nonostante la paura e lo scontro impari, ha deciso di difendersi, scatenando però la reazione, lo vedete, violentissima dei rapinatori. Uno dei due si è avvicinato all'uomo sferrandogli due calci al volto e scarrellando la pistola per incutergli timore. Poi l'arrivo di alcuni passanti ha interrotto l'aggressione. I due trentenni sono finiti poche ore fa in manette. Queste le sequenze di quella notte appunto di febbraio, quindi poco meno di un anno fa, quando ancora non c'era tutta questa emergenza Covid, c'erano i festeggiamenti del Carnevale in atto. Quindi questo è successo in una calle isolata. Questa quindi l'ultima ora di cronaca che ci sembrava giusto darvi. Mentre vedo collegato, lo saluto e lo ringrazio, del primo collegamento di questo 2021, ci serve anche per fare il punto dei controlli a Capodanno, il sottosegretario all'interno Achille Variati. Buongiorno sottosegretario e buon anno. Innanzitutto buon anno a lei, a tutti coloro che ci stanno vedendo, e devo dire che è un buon anno con un filo di speranza, no? Speranza verso la normalità, e la grande luce che abbiamo per questo 2021 sono le vaccinazioni. Ecco, lei dice quindi una grande luce, giustamente, e per fortuna stiamo vedendo delle immagini che ci fanno tirare più di un sospiro di sollievo da ogni angolo d'Italia e del Veneto. Cominciamo proprio dal capitolo però dei controlli, sottosegretario. Il Viminale aveva annunciato il pugno duro per queste festività, 70.000 agenti sulle strade a pattugliare appunto delle
festività in zona rossa, diciamo così. È stato un capodanno in rosso anche in Veneto e le chiedo un primo bilancio, com'è andata e come si sono comportati i veneti. Guardi, le do dei dati molto freschi che non sono ancora stati pubblicati. Tra la notte, tra il 31 e il primo dell'anno sono stati controllati 5.339 cittadini e 150 veneti. 150 sono coloro che sono stati sanzionati. Sono stati controllati anche 1.223 locali, esercizi commerciali, e devo dire che qui solamente 6 hanno avuto delle sanzioni, uno addirittura una chiusura per gravi inadempimenti. Direi che complessivamente anche in questa occasione i veneti si sono comportati bene. Abbiamo da registrare e per questo non ci sono ovviamente né ci potranno essere numeri, cioè quelle tante festicciole che nelle case private ci sono state, con le persone che si sono mosse, hanno poi dormito lì, presso amici, parenti, amici soprattutto, potendosi muovere poi solo verso le 7 del mattino. Mi auguro che tutti abbiano avuto comportamenti, anche in questo caso nel chiuso delle case, dei comportamenti responsabili, altrimenti purtroppo i risultati negativi li vedremo fra una decina di giorni. Sottosegretario, tra l'altro, ecco, i numeri comunque continuano a essere molto elevati, il Veneto continua a macinare di fatto dei record, poi di fatto è anche aperto questo dibattito sui criteri da rivedere, quindi il computo dei test molecolari con i test rapidi, questioni che sono ben note. C'è un caso Veneto e soprattutto, finite le festività, dobbiamo aspettarci una fascia arancione o rossa? Lei che cosa intravede? Innanzitutto dobbiamo guardare con schiettezza, con realismo, senza nessuna speculazione politica, ci mancherebbe altro, i dati. E purtroppo i dati in Veneto non sono buoni, come sappiamo. Ne cito solo 2. Pur conteggiando diciamo tutti i tamponi, sia quelli rapidi sia quelli molecolari. Sappiamo che i tamponi molecolari sono molto più precisi dei tamponi rapidi, ovviamente togliendo i doppioni. Abbiamo un andamento che è ancora in crescita, cioè il 13,2% erano i tamponi che risultavano positivi rispetto alla massa, dico complessiva, anche dei tamponi rapidi eseguiti nei punti della nostra sanità. E siamo passati purtroppo a 13,8%, quindi tendenzialmente verso un 14%. Il 45% dei nostri reparti hanno raggiunto l'occupazione, quindi l'occupazione nei reparti ordinari per Covid è del 45%, la soglia critica era 40% e soprattutto 36% sono le terapie intensive occupate di fronte a una soglia critica del 30%. E lascio perdere i dubbi che ci sono su quelle 1000 terapie intensive attivabili che sono state dichiarate dal Veneto e su cui per l'appunto spesso anche i sanitari hanno dei dubbi. Ci sono 93.000 circa veneti positivi in questo momento e ci sono 400 malati gravi / gravissimi nelle nostre terapie intensive. Bastano questi 4-5 numeri per far capire che la situazione in Veneto non è buona. Lei mi dice cosa sarà dopo l'Epifania? Dopo l'Epifania si tornerà ovviamente alle regole ordinarie, quelle che venivano prima. Quindi tendenzialmente il Veneto era in zona gialla, ora
stanno facendo rigirare la formula con gli ultimi dati ed è possibile che il Veneto passi a zona arancione. Peraltro stanno anche rivedendo a Roma, su suggerimento anche delle regioni, alcune variazioni a quella formula, perché sarebbe grave che lasciassimo in zona gialla chi invece è in una situazione di maggior gravità epidemica. Quindi nei prossimi giorni avremo la sicurezza di come andranno le cose. Il Veneto resterà zona gialla? Può essere, ma con restrizioni probabilmente localizzate. O può essere anche che il Veneto effettivamente continui a restare zona arancione. Ovvio che ci vuole, e mi fermo, mi scusi per la lunghezza, un grande equilibrio, perché se da un lato dobbiamo stare attenti all'andamento dell'epidemia, dall'altro lato dobbiamo stare attenti alle nostre aziende, al commercio che sta subendo una crisi gravissima, dalle conseguenze per certi aspetti ancora inimmaginabili, malgrado gli aiuti che il governo ha assicurato fin qui. E qui andremo ad aprire il capitolo sterminato dei ristori. Sottosegretario, tra l'altro lei prima ha parlato di 400 posti letto occupati nelle terapie intensive del Veneto e il bollettino che è stato diramato pochi istanti fa da Azienda Zero e Regione del Veneto appunto segna questa cifra tonda che è anche psicologica e di fatto è la cifra contro la quale stiamo combattendo ormai da prima di Natale. Non tende a diminuire questo dato sulle terapie intensive. I ricoveri in area non critica sono sempre circa 3.000, 2.992 per l'esattezza, quindi i dati continuano a essere molto molto alti. Anche in questo contesto, sottosegretario, secondo lei sono da riaprire o no le scuole il 7 di gennaio? Perché anche questo è un altro fronte. Purtroppo ormai dobbiamo vivere giorno per giorno. Che cosa succederà per le scuole? Ovviamente dovremmo capire per il Veneto quale sarà l'andamento di questi prossimi giorni. Oggi siamo al 2 di gennaio, vedremo i prossimi 3-4 giorni che cosa succede. Ad oggi il piano di riapertura delle scuole superiori, perché sappiamo che le scuole dell'infanzia, la scuola primaria, le medie inferiori erano sempre state aperte. Ora, per le superiori l'idea è quello di farle riaprire a partire dal 7 con un plafond diciamo del 50%, quindi con una rotazione dei ragazzi, e il governo ha messo sul tavolo della regione altri 15, quasi 16 milioni di euro per pagare i trasporti pubblici aggiuntivi rispetto a quelli che prima c'erano insomma, nelle nostre aziende di trasporto pubblico. E si tratterà di pullman cosiddetti turistici di aziende private che a pagamento verranno messi a disposizione per il trasporto scolastico. Però il Veneto è sotto lente di ingrandimento, quindi certo l'obiettivo è quello di far tornare almeno parzialmente i ragazzi a scuola, perché non dimentichiamo che stiamo rubando socialità, stiamo rubando educazione ai nostri giovani. Non è che lasciandoli a casa si risolve il problema, si aggrava un problema educativo e di socializzazione. Quindi ad oggi siamo fermi a un ritorno almeno al 50% e devo dire che il lavoro che con le aziende di trasporto, anche in raccordo con la regione, hanno fatto i prefetti è stato un lavoro egregio. Vediamo i prossimi 2 o 3 giorni. Due questioni ancora, sottosegretario, di ordine generale, che sono sia di sanità ma anche di ordine pubblico. La prima riguarda il vaccino, perché nelle scorse ore, nella giornata di ieri, BioNTech ha lanciato di fatto un allarme. Dice: se non arrivano altre autorizzazioni per altri vaccini, che sia AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson e quanti altri, noi non saremo in grado di far fronte a tutto
tutto il carico che appunto è previsto. Quanto c'è da preoccuparsi e soprattutto arriveranno queste autorizzazioni? Che cosa si sente di dire? Qual è il rappresentante anche del Viminale? È una questione di ordine pubblico questa anche? Non è ancora una questione di ordine pubblico e spero francamente che non diventi affatto di ordine pubblico, anche se ha visto che il Ministero dell'Interno, attraverso il Dipartimento di Sicurezza, ha letteralmente accompagnato i trasporti dei vaccini affinché non ci fossero incidenti di nessuna natura per l'arrivo nei nostri ospedali del vaccino. Certamente il piano di vaccinazione ha bisogno di poter contare sulle dosi che le varie società stanno producendo. Se ci fosse un blocco motivato, scientificamente motivato per alcune produzioni, evidentemente questo ne risentirebbe il piano vaccinale. Io voglio guardare con ottimismo invece al fatto che arriveranno queste autorizzazioni anche dall'Agenzia Europea del farmaco, che è quella che guida e che dà ovviamente la massima sicurezza del prodotto. Nel frattempo però ricordo che nel Veneto sui primi 469 mila dosi che sono arrivate tra il 30 e il primo e ieri, il 1° gennaio, in Veneto sono state consegnate il 15,5% delle dosi nazionali, quindi circa 39.000 dosi. I vaccinati, lo si possono vedere anche i dati nel sito del governo, sono dati pubblici, certo. Per il momento sono il 6.041. Dico questo perché bisognerà che si faccia un grande sforzo anche a livello regionale per fare in modo che quelle dosi che arrivano nei frigoriferi, quelle dosi vengano iniettate secondo quel criterio di priorità delle persone. Ecco, quindi qui serve un grande impegno collettivo dello Stato che deve portare le dosi, della Regione che deve mettere a disposizione infermieri che possano iniettare questo benedetto vaccino. Assolutamente, è una questione molto, molto complessa. Un'ultima battuta, sottosegretario, inevitabilmente ci sarà o no questa crisi di governo? Anche oggi Renzi sui giornali torna di fatto ad attaccare l'esecutivo che sembra sempre più in bilico. Le chiedo proprio in 30 secondi che cosa ci dobbiamo aspettare anche alla luce dell'appello di Mattarella nel suo discorso di fine anno, che ha parlato di coesione, ma questa coesione sembra non esserci. Le persone sagge capiscono tutti che non è questo il momento di una crisi di governo, con i piani da mandare in Europa per l'utilizzo di 209 miliardi di euro, una cifra che il nostro Paese non aveva mai visto prima, con una pandemia, come abbiamo parlato finora, ancora aperta. Ci mancherebbe altro che cominciassimo col teatrino della politica e delle campagne elettorali, io faccio questo, io faccio quest'altro. Però non può restare il governo in bilico com'è. Quindi Renzi si dia una mossa, se vuol togliere la fiducia al governo e provocare una crisi al buio, lo faccia, e il presidente Conte ha detto lo farà davanti al Parlamento, cioè davanti a tutti gli italiani, e ognuno si prenderà le proprie responsabilità. Penso che nel giro di una decina di giorni o si va verso una continuazione di questo governo, magari con l'apporto anche delle forze di minoranza, del loro pensiero, perché siamo in una grande emergenza nazionale, oppure metteremo giù la penna e che Dio ce la mandi buona. Sottosegretario, davvero grazie, grazie anche per la sua solita chiarezza e disponibilità, buon lavoro e ancora buon anno ad Achille Variati, sottosegretario all'interno. Grazie, buon anno a tutti. E noi adesso cambiamo pagina, anche oggi vi porteremo in ogni angolo del Veneto, vi racconteremo storie e ovviamente staremo sempre sulla cronaca.
In questi mesi abbiamo dato spazio molto spesso ai grandi veneti nel mondo, ai veneti anche illustri che portano la loro esperienza e il loro messaggio di fiducia e di speranza. Questa volta il veneto illustre che vi andiamo a presentare ci racconta anche una sua storia personale legata ad un'esperienza, se vogliamo, internazionale, a come si sta vivendo il Covid in un continente come l'Australia, ma ve lo presento in musica perché lui è uno dei più grandi e noti direttori d'orchestra al mondo. Ve lo presento così, in musica. Insomma, è stato direttore principale del Teatro dell'Opera di Città del Capo, poi direttore musicale del Festival di Macao, addirittura direttore principale della Deutsche Oper Berlin. Buongiorno e benvenuto al maestro Renato Palumbo, che si trova in Australia, se non sbaglio. Buongiorno maestro. Sì, buongiorno a voi. Sì, mi trovo a Sydney in questo momento. E a Sydney che ore sono in questo momento? E adesso sono le 10:22 di sera. Ecco. Sì, è notte, insomma, qui. È quasi notte, quindi sì. La ringrazio doppiamente per la disponibilità. Io comincerei proprio da qui, partirei da Sydney, perché lei sui social qualche giorno fa ha parlato della sua esperienza in terra australiana. Quindi facciamo un passo indietro. Cosa sta facendo in Australia, ovviamente collegato alla sua professione, e che clima ha trovato attorno al Covid, quali procedure? Perché di fatto anche in queste ore noi abbiamo visto gli auguri da tutto il mondo, dall'Australia, dalla Nuova Zelanda, dove pare quasi che il Covid non ci sia. Che cosa sta succedendo? Che cosa ha registrato? Ma infatti questo post che io ho scritto, che di solito non scrivo quasi mai sui social, ma è stato un viaggio talmente strano, perché viaggiare con gli aeroplani praticamente vuoti e gli aeroporti, i grandi aeroporti vuoti, è una cosa talmente strana. E poi sono arrivato qui e sapevo che dovevo essere sottoposto a quarantena preventiva. E qui la quarantena è fatta in maniera veramente molto seria, nel senso che si arriva all'aeroporto e dopo aver espletato tutte le pratiche doganali si è presi in custodia dai militari che ti portano in un albergo, e qui per 14 giorni non puoi abbandonare la stanza, anzi qui fuori dalla stanza ho un militare che sorveglia affinché la quarantena venga rispettata. Quindi di fatto lei maestro è blindato in questo momento in un albergo di Sydney? Sì, esattamente. Da quanti giorni? Esattamente questo. Beh, guardi, sono arrivato 6 giorni fa e devo farne ancora altri, in tutto 14, quindi se tutto va bene dovrei uscire l'altro lunedì, il lunedì 11. E questo per fare che cosa? Un'esibizione? Sì, il Teatro dell'Opera di Sydney riapre, anche lui è rimasto chiuso per un periodo e adesso riapre, quindi per riaprire si servono di artisti internazionali che devono però sottoporsi alla quarantena. Quindi 14 giorni, come la stanno trattando con i guanti? Allora, è logico che mi trattano bene, anche se non vedo nessuno. Sono assistito continuamente al telefono da persone che mi chiedono come sto, ma persone che io non conosco, che mi chiedono se voglio aiuto, anche psicologico, perché sanno che la quarantena sembra uno scherzo, ma quando si vive veramente non è poi così facile.
Quindi possiamo dire che le immagini che noi vediamo dall'Australia piuttosto che dalla Nuova Zelanda di festeggiamenti tutto sommato liberi, senza mascherina e quant'altro, sono il frutto di azioni molto forti sugli ingressi fondamentalmente nei vari paesi. Sì. Sì, gli ingressi sono molto contingentati perché mi sembra che possono arrivare massimo 500 stranieri al giorno. Ma 500 stranieri sono veramente pochi. E anche gli stessi australiani hanno il stesso trattamento, cioè al loro rientro devono sottoporsi alla quarantena esattamente come sto facendo io. E questo ha fatto sì che praticamente il virus non sia scomparso, ma sia tenuto sott'occhio. Vedevo ieri in televisione che erano preoccupati perché a Sydney, anzi in tutto lo stato del Nuovo Galles del Sud, c'erano stati 18 casi. Quindi cose che per noi sono purtroppo esatto. Un miraggio. Quindi diciamo che poi in un continente come l'Australia oppure in un paese come la Nuova Zelanda è più facile effettuare questo genere di controlli, ma comunque sono controlli molto rigorosi. È anche una questione di mentalità. È anche una questione di mentalità. L'Australia è abituata alle quarantene da tanti anni. Li facevano anche i nostri lavoratori quando venivano negli anni 50. Maestro, lei gira tantissimo il mondo, quindi si sarà fatto un'idea anche molto ampia, immagino, di quello che sta succedendo. Posso chiedergliela? Sì, è un momento specialmente per tutti i settori, però specialmente per il settore dell'arte, della musica, degli spettacoli in presenza, è un momento difficilissimo. E speriamo che passi presto. È una cosa che si deve avere un po' di pazienza, perché non sarà una cosa che passerà molto facilmente, e per tornare tutti in sicurezza ci vorrà un grandissimo lavoro da parte di tutti, questo è sicuro. Il mondo della cultura, della musica, maestro, è sceso più volte in piazza in Italia, ma in tutta Europa. Mi vengono in mente le scene di Parigi. Ovviamente si protesta perché appunto non c'è certezza per il futuro, ma soprattutto perché questi ristori sembrano esserci, non esserci. Anche su questo fronte, secondo lei si dovrebbe fare di più? Qual è la sua sensazione? Fare di più si può sempre, logicamente. La cosa importante che io vorrei sottolineare, che non tante volte viene specificata, è che è vero che il teatro o i musei, ma soprattutto i teatri, sono luoghi sicuri. Sicuramente sono luoghi molto sicuri per il pubblico che viene ad assistere alle recite, ai concerti. È molto più difficile osservare tutte le restrizioni e i comportamenti per le persone che lavorano in teatro, che noi purtroppo non siamo abituati nel nostro lavoro ad avere i distanziamenti. Le orchestre lavorano vicine, il coro cantano tutti vicini, quando si fanno le prove di scena ci si tocca, si è molto vicini come rapporto proprio, quindi è un modo nuovo che va vissuto, e va vissuto con molta fatica, però non c'è altra via, si deve fare questo e basta. Abbiamo visto poi ieri il concerto da Vienna senza pubblico, fa una certa impressione. Il concerto di Capodanno è più emblematico, più simbolico al mondo, senza pubblico fa impressione. Il teatro vuoto è una grandissima tristezza, e io spero solo che non passi l'idea che lo streaming possa sostituire completamente lo spettacolo in presenza, nel senso che la musica, i concerti, soprattutto il teatro lirico o la prosa, vanno vissuti in presenza, cioè l'emozione della presenza dal vivo è unica, e non vorrei che passasse l'idea si può guardare anche in televisione si può guardare qualcos'altro. Il teatro bisogna viverlo in presenza di persona per essere avvolti dalla magia delle parole, della musica, dei gesti, delle luci, di tutto quello che ha fatto grande questa forma di spettacolo. Assolutamente. Maestro, allora io la lascio alla sua quarantena, le auguro quindi un buon periodo nonostante tutto. Lei ha raccontato appunto di essere stato anche scortato dai militari, e quindi c'è questo, diciamo così, ci sono questi giorni blindati che l'aspettano. Comunque buon lavoro, e speriamo ovviamente di ritrovarci presto in un teatro greco
gremito di gente, perché poi alla fine la musica e la cultura vanno condivise. Grazie al maestro Renato Palumbo, grazie davvero per questa sua disponibilità. A voi, arrivederci. Ecco, quindi questo era il maestro Renato Palumbo, uno dei direttori d'orchestra più famosi al mondo, trevigiano Doc. Noi abbiamo tante cose che bollono in pentola in questo momento. C'è Filippo Fois che ci aspetta da Marghera, ma abbiamo anche, lo vedo già collegato, lo saluto e lo ringrazio, l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottaccin, perché dobbiamo toccare con lui brevemente alcuni aspetti molto importanti. Assessore, buongiorno e buon anno, soprattutto buon anno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buon anno a tutti. E io comincerei proprio da un suo messaggio di queste ore, di questi minuti, che riguarda, se non sbaglio, i risarcimenti per il maltempo. Ecco, ci spieghi cosa sta succedendo e qual è la sua preoccupazione in questi giorni? Quando accadono eventi calamitosi di rilievo, come quelli che sono accaduti i primi di dicembre nella zona del Bellunese, Vittorio Veneto e nel Vicentino, Torri di Quartesolo, insomma in vari comuni, il governo generalmente dichiara lo stato di emergenza. Questo è accaduto qualche giorno fa e questo è un segnale assolutamente positivo, però poi dopo devono conseguire i fondi per i risarcimenti, perché la legge sulla protezione civile prevede che in caso di eventi di questo tipo sia il governo a intervenire con i finanziamenti. Poiché hanno messo 7 milioni e 4 di anticipo, così come avevano messo 6 milioni e 8 di anticipo a seguito degli eventi che hanno colpito Alpignano, Montechia di Crosara, Trisino, Ponte nelle Alpi quest'estate, io mi aspetto che poi arrivino oltre agli anticipi anche i veri finanziamenti. Teniamo presente che per queste due emergenze che ho appena citato il Veneto ha superato 500 milioni di danni. Mi aspetto che, a fronte di una risposta che è stata immediata da parte dei cittadini, come sempre i veneti si sono imboccati le mani, dei comuni, degli enti territoriali, le province, la regione, noi abbiamo già aperto lavori per oltre 30 milioni di euro, che arrivino anche i finanziamenti statali, così come è successo quando nel 2010 ci fu l'alluvione che investì mezzo Veneto e il governo mise immediatamente 500 milioni di euro. E poi accade anche con Vaia, quando a fronte di oltre 1 miliardo di euro di danni il governo intervenne con oltre 1 miliardo di euro di fondi e lo fece in tempi rapidi. La preoccupazione che ho io è che al di là di questi due anticipi, poi continuo a leggere sui documenti anche ufficiali che ci sarebbero 100 milioni stanziati nella legge di bilancio per ristorare i danni di tutti gli eventi che sono accaduti in Veneto, ma direi in tutta Italia nel 2019 e nel 2020. Ovviamente voi capite che se solo per due eventi e solo per il Veneto e solo per il 2020 abbiamo registrato oltre 500 milioni di danni, voi capite che 100 milioni per tutta Italia non sono sufficienti. Può essere che io mi sbagli e che ci siano degli stanziamenti nel fondo statale che io non ho visto, però io direi che dopo mesi dalla tromba d'aria di Arzignano mi aspettavo un segnale un po' più concreto da parte del governo, non è ancora arrivato. Io sono fiducioso anche perché per la prima volta, lo dico da bellunese, c'è un ministro bellunese e siccome l'ultimo evento ha colpito il Bellunese mi auguro, spero che come è successo con Vaia quando non c'era nessun ministro bellunese, oggi tanto più accada che il governo metta degli stanziamenti importanti, perché ovviamente, ripeto, i cittadini si sono immediatamente, come sempre, dati da fare, tirati sulle maniche e hanno ripristinato il tutto. Però ci sono dei danni da pagare, ci sono delle opere pubbliche da sistemare. Vorrei ricordare che nel comune di Alpago c'è una casa di riposo con 76 persone che sono state evacuate e che sono tuttora
evacuate e sono tutte persone non autosufficienti, tanto per citare un esempio. E quelle immagini del 6 dicembre, se non sbaglio, ce le ricordiamo molto bene. Diciamo che è stata anche un'immagine simbolo quella di Puos dal Pago per un territorio come quello bellunese. Da un lato la fragilità del territorio, lei lo conosce molto bene, è un uomo dell'Alpago, quindi conosce bene quella zona. Da un lato quindi la fragilità del territorio, dall'altro il tasso di anzianità del territorio bellunese. Si sono sommate quasi due questioni fondamentali per il territorio a Puos dal Pago. Vediamo, Assessore, proprio in questi istanti le immagini delle nevicate di questi giorni. Anche in queste ore è di nuovo allerta meteo, molti sindaci sono allertati nella montagna bellunese, nella montagna veneta. Cosa ci può dire a riguardo? Qual è l'evoluzione meteorologica? Ma lei ha citato giustamente il comune di Alpago, che è il mio comune di residenza, però vorrei citare per esempio il comune di Val di Zoldo, che è tuttora di fatto semi-isolato, perché la frana sulla 251 è ancora lì e si sta lavorando, però non è semplice da sistemare e la situazione attuale complica ulteriormente le cose per tutti quei cittadini che erano già in condizioni di difficoltà prima. La situazione è complessa, noi abbiamo già avuto richieste di attivazione di volontari della protezione civile, in modo particolare per situazioni di rischio dovute a accumulo di neve sui tetti, sia nel bellunese che nell'altopiano di Asiago. Ovviamente noi siamo sempre disponibili su questo fronte. Poi abbiamo un altro fronte aperto nel veronese, dove c'è stata una frana che qualche tecnico attribuisce a conseguenza rispetto alle scosse sismiche che ci sono state. Io non sono geologo, quindi non mi avventuro in queste cose, ma anche in questo caso sono in contatto col sindaco per cercare di dare una risposta a questo evento, e quindi abbiamo parecchi fronti aperti, ma cerchiamo di essere presenti dappertutto. E tra l'altro lei ha citato in questa ultima settimana abbiamo vissuto anche l'emozione, tra virgolette, di un terremoto. È un 2020 da lasciarsi alle spalle, che arriva dopo un periodo complicato proprio sul fronte meteo, l'acqua granda, Vaia nel 2018. Le chiedo, Assessore, un'ultima battuta. La difesa idrogeologica è un suo pallino, ma in ogni caso è una priorità per questo territorio. Dovrà trovare spazio all'interno del recovery plan, non ci sono alternative, per il Veneto e non solo. Ma nel recovery noi ci siamo riuniti, tutte le regioni, e visto e considerato che ci sono 209 miliardi di euro in ballo, e che di questi 209 miliardi circa un terzo sono destinati agli aspetti ambientali, ci siamo incontrati come regione, abbiamo fatto un'azione congiunta, tutte le regioni d'Italia, e abbiamo proposto al governo una serie di interventi sul fronte ambientale che vanno dalla difesa del suolo alla lotta contro i cambiamenti climatici, insomma tutta una serie di progettualità che le regioni sono in grado di mettere in campo subito, e abbiamo sottoposto al governo. Noi ci aspettiamo che il governo ci dia una risposta positiva in questo senso. Le regioni ci sono, hanno le idee chiare, hanno i progetti pronti e sono pronte a partire. Vediamo quanti di questi fondi daranno le regioni. Noi li abbiamo chiesti tutti. Vediamo se almeno una parte di questi ce li daranno, oppure se deciderà il governo totalmente come gestire questi fondi. Mi auguro che ci sia una ripartizione fra le regioni piuttosto equa. Lo dico perché in alcuni casi, quando si accede a fondi europei, penso ai fondi FSC per esempio, è giusto che i cittadini sappiano che sono destinati all'80% al sud e il 20% al centro-nord, e quindi voi capite che questo rende tutto più difficile per le regioni del nord. E stavo pensando in ultimissima battuta, Assessore, che questo è l'unico giorno che non la vediamo collegata di fatto da Marghera, però per un amministratore regionale, locale, in questo periodo non si può mai abbassare la guardia, bisogna sempre rimanere sul pezzo, perché fondamentalmente è un periodo veramente complicato anche da questo punto di vista. Le chiedo una considerazione anche personale, come sta vivendo questo periodo tra un'emergenza e l'altra?
Diciamo che è un periodo piuttosto lungo, nel senso che io il primo mandato l'ho fatto la nomina all'assessore il 29 giugno 2015 e l'8 luglio, voi lo ricordate perfettamente, ci fu la tromba d'aria nella riviera del Brenta e da lì si sono susseguite tutta una serie di emergenze che hanno visto la regione sempre più in prima linea, anche in considerazione del fatto che con gli ultimi sviluppi della normativa nazionale a cui ho lavorato sulla protezione civile, si prevede che le regioni abbiano molto più ruolo all'interno delle gestioni emergenziali e quindi questo fa sì che chiama le regioni a essere più presenti sia in termini di azioni di prevenzione, e lo ricordo sempre l'oltre $1 miliardo che abbiamo investito in questi ultimi anni sulla difesa del suolo, sia nella parte gestionale. Abbiamo poi fatto appunto a questo scopo una convenzione per la prima volta nella storia della Regione Veneto con i Vigili del Fuoco, in modo da avere un interscambio continuo e costante e rendere la macchina dell'emergenza più efficace, perché poi al cittadino essere soccorso da una divisa di un colore rispetto a una divisa di un altro interessa poco. Quindi sinergia e collaborazione con tutti i soggetti anche statali, in primis i Vigili del Fuoco, che intervengono in ambito emergenziale. Devo dire che questo ha dato degli effetti assolutamente positivi, anche sentendo appunto gli stessi Vigili del Fuoco, perché lavorando insieme, senza sovrapposizioni, ma in maniera complementare, dove va uno non va l'altro, viceversa, si ottiene un risultato che è assolutamente migliore rispetto alla risposta che si può dare per il cittadino. Questo è l'obiettivo che noi abbiamo. Poi per quanto riguarda anche le fonti di finanziamento dei ristori dei danni, devo dire che in passato, in questi anni, abbiamo visto arrivare in alcuni casi, in alcune emergenze tipo Vaia, delle poste molto molto importanti. Per quanto riguarda altri interventi invece le poste in gioco statali sono state veramente ridotte. Ecco da cui deriva il motivo per cui ho questa preoccupazione sul fatto che mi auguro che arrivino i ristori, certo, perché qui sono stati importanti. E qui torniamo alla sua preoccupazione e al suo conseguente appello di partenza. Assessore, grazie davvero, ancora buon anno e buon lavoro. Mi sa che ci rivediamo lunedì con il consueto punto stampa da Marghera. Buona giornata. Buona giornata, grazie Assessore, buon lavoro. Vedevo Filippo Fois collegato da Venezia per tutti gli aggiornamenti sul fronte dell'emergenza Covid e anche sull'allerta maltempo di queste ore. Filippo che si trova con Paola Barbato. Filippo, buongiorno e buon anno di nuovo anche a te. Buongiorno Cristian, buon anno naturalmente a te e a tutti i nostri telespettatori. Come detto, prendiamo la linea dalla sede regionale della Protezione Civile di Marghera. Il bollettino che è stato emesso questa mattina dall'unità di crisi della Protezione Civile segnala un lieve rallentamento per quello che riguarda i dati del coronavirus. I casi giornalieri di positività che sono stati ravvisati nelle ultime 24 ore sono 3.165, per cui sostanzialmente si mantiene il ritmo degli oltre 3.000 contagiati che più o meno vediamo da novembre, però il dato, dobbiamo anche dirlo, è un po' in lieve calo. In totale attualmente ci sono 94.121 persone positive in Veneto. Il totale da quando è cominciata la crisi del coronavirus è di 261.845, quasi 262.000, dove sono stati trovati i nuovi positivi delle ultime 24 ore, soprattutto nella provincia di Treviso, 524, attualmente nel Trevigiano ci sono più di 16.000 positivi, e secondariamente in seconda battuta a Verona più 291, Verona però comunque è tra le province che ha attualmente più positivi in assoluto in questo momento, 20.533, è la seconda a dire il vero, perché la provincia che ha più positivi in questo momento in Veneto è quella di Padova, che ne ha quasi 21.000, ce ne sono stati più 273 nelle ultime 24 ore. I decessi sono stati 46 e portano questo triste bilancio a 6.675 morti dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda la situazione dei reparti ospedalieri, per quello che riguarda i ricoverati nelle aree non critiche siamo scesi finalmente sotto quota 3.000, di poco ma intanto siamo scesi, 2.992, sono solamente 7 in più rispetto
rispetto a ieri. Scende di un posto anche l'occupazione delle terapie intensive in Veneto, che in questo momento sono esattamente 400. Grazie davvero. Sul fronte del maltempo cosa ci puoi dire invece? Ma dunque, in questo momento sta piovendo qui a Marghera, come nel resto della città, non si segnalano particolari criticità, fortunatamente, e incrociando le dita, però anche oggi si sono sollevate le paratoie del Mose. È stato confermato anche dal centro maree poco fa, si sono alzate oramai qualche ora fa in vista di un picco di alta marea di 105 centimetri che era previsto per le 11:55. Sono pochi 105 centimetri che, come ricorderete, all'inizio, siamo ancora in una fase di prova del Mose, si era stabilito che le paratoie sarebbero alzate oltre i 130 centimetri, ma comunque probabilmente, anche visto quello che è successo un paio di settimane fa, ci si tiene un po' più larghi, cioè con un margine di sicurezza che si aggira attorno ai 25 centimetri, per cui comunque si è azionato il sistema di dighe mobili a difesa della laguna di Venezia anche questa mattina e la città è all'asciutto. Filippo, grazie davvero, tutti gli aggiornamenti questa sera ovviamente da Venezia a partire dalle 19. Grazie di nuovo, buon anno sia a te che a Paola Barbato, che si trova per l'appunto con te all'esterno dell'unità di crisi di Marghera. Io vi mostro questa foto prima di andare in pubblicità, che è una foto molto importante, perché è il dottor Rigoli, il padre del test rapido alla Veneta, coordinatore di tutte le microbiologie del Veneto, che si sta sottoponendo a vaccino. Lo ha fatto pochi istanti fa. Questa è una foto pubblicata dall'ULS 2 marca trevigiana, dove continuano ovviamente ad andare avanti i vaccini e le operazioni di immunizzazione, questo è il termine tecnico, sul personale sanitario. Questa, se non sbaglio, è la sala riunioni dell'ULS 2. Facciamo così, andiamo in pubblicità, poi ci ritroviamo qui per degli auguri molto ma molto speciali. A dopo. Di nuovo in diretta, di nuovo in studio. In questi giorni abbiamo assistito, come ovvio, come da prassi, a una serie di saluti augurali istituzionali dal Presidente della Repubblica al Governatore Zaia, che appunto era a Reti Unificate sulle nostre reti, Antenna 3, Telenord Est, Rete Veneta. Poi magari ne sentiremo anche altri, ci sono la Casellati, il Ministro Speranza. Poi i tanti sindaci del territorio che si sono rivolti ai loro concittadini, lo hanno fatto prevalentemente via social. Senza dubbio quelli del sindaco di Spresiano sono stati i più colorati. Vediamo. Beh, che dire, un anno, il 2020, caratterizzato da questa pandemia, dai lockdown, dalle restrizioni, dagli ammalati, dai ricoveri e anche purtroppo dai decessi. Senza contare poi tutto il derivato da questa pandemia e quindi i problemi economici e i problemi lavorativi che hanno toccato ognuno di noi. Tradisce l'emozione il sindaco di Spresiano nel fare gli auguri ai suoi concittadini alla fine di un 2020 che ha visto proprio i sindaci sempre in prima linea. Parla della crisi sanitaria ed economica dalla pietra, ma soprattutto del ritorno alla normalità, all'insegna di una svolta anche di look. E a proposito di ritorno alla normalità, un anno fantastico sotto il punto di vista delle donazioni. Avete fatto una cosa incredibile, sono arrivati davvero tanti soldi, ma tanti aiuti alimentari, soprattutto per le persone in difficoltà. Per un 2021 pieno d'amore, il vostro sindaco ne ha tantissimo per voi, e magari per un 2021 un po' più colorato e un po' meno grigio del 2020. Ciao a tutti. Eccolo qua, quindi è lui o non è lui? Certo che è lui, direbbe Ezio Greggio. Ecco. Qualche decennio fa. Grazie per questi auguri colorati e grazie per questo outfit che io ho amato quando ho visto il video, e non solo io, perché ha portato un po' di vivacità in questo periodo molto grigio. Sì, grazie a voi Cristian per l'invito, approfitto per fare a tutti quanti i telespettatori i miei più sinceri auguri di buon anno, me lo auguro davvero. Dopo i mesi passati con
tutte le restrizioni e tutti i drammi che abbiamo vissuto e abbiamo condiviso, un po' di positività, ma capite bene, no? In che senso positività, credo che fosse giusto darla, e come credo sia giusto anche trovare il buono in quello che c'è stato. Lei lo ha trovato nelle espressioni di generosità e solidarietà dei suoi concittadini? È stato veramente, siamo stati sommersi dalla solidarietà, ma ho visto che è una cosa piuttosto comune. Il mio voleva essere un augurio anche a che questo non si perda poi con il ritorno alla normalità. Spesso noi italiani siamo bravissimi a fare delle belle cose e allo stesso modo a dimenticarcene, no? Questo giro mi auguro che non sia così, ecco, per cui sì, il colore è davvero un augurio, il colore vuole essere proprio un augurio. Poi vabbè, questa è una giacca psichedelica, quindi non riesco a non guardarla. Ma infatti serve a quello, adesso ti ipnotizzerò. No, non chiedermi di fare lo schiocco perché oggi sono scarico, quindi non riesco a cambiarmi. In questo numero di prestigio, insomma. No, oggi non ce la faccio. Ma dove l'ha acquistata? No, allora è bello perché anche tra sindaci c'è stato questo, in realtà questa è una ditta che fa questo tipo di abbigliamento divertente, ma allo stesso tempo, no, con un taglio piuttosto classico, ecco. Io ne ho diversi di sti completi qua, tra l'altro costano anche poco, sono piuttosto carnevaleschi, però ecco, servono ogni tanto a far passare un'idea anche attraverso appunto l'immagine e non solo attraverso le parole. Io ricordo che avevo un completo rosa qualche anno fa in occasione della Corrin Rosa a San Vendemiano, mi sono presentato sempre della stessa rosa shocking, rosa sì, sempre la stessa. Adesso dopo qualcuno dirà che nuance rosa. Esatto. Sindaco, il suo video è piaciuto molto in rete, perché forse era un segnale che ci stava in questo periodo. Ma in realtà poi credo che si sia capito che non c'era nulla di preparato. L'abbiamo registrato velocemente, tra l'altro la sera avevo anche il consiglio comunale, quindi avevo anche da fare nel pomeriggio, però appunto voleva essere un qualcosa che per far capire, ecco, che ci sono i due lati sempre della medaglia. Io ho profondo rispetto per tutte le tragedie che si sono verificate in periodo di Covid, no? Chiamiamolo così. Però è vero anche che bisogna in un certo qual modo guardare avanti. Io francamente pensare di fare altri 2 anni in queste condizioni qua a me spaventa molto, ecco. Quindi è un augurio fatto col cuore, è una cosa spontanea e quindi sì, non vuole essere assolutamente, ecco, una mancanza di rispetto qualora qualcuno lo potesse vedere, ecco, come una cosa di cinema. Ormai siete abituati, dai, scherzo. No, ma, comunque ecco, per uscire dal grigiore serve anche un po' di autoironia, prendersi in giro, un po' di sana autoironia, anche perché tra l'altro all'inizio del video io l'ho vista anche molto emozionata. Allora, sei preso in pieno, Cristian. Sai, anche per noi ripercorrere quello che è stato a volte non ci dai peso, no? Poi ti siedi e dici ma no? Metti tutte le cose in fila, no? Bravo, mese dopo mese. Bravissimo, bravissimo. Io ho fatto sto passaggio qua anche con Alessandra, ieri l'abbiamo fatto, no? dell'anno passato, e abbiamo visto tutte le cose, ma sai quante cose avevo anche messo da parte, no? E non ci avevo pensato, ecco. Credo che sì, serva appunto fare un'analisi a mente fredda, e poi però bisogna anche trovare una soluzione, bisogna anche, no? Certo, vedere avanti. E quando ho, scusatemi, analizzato quello che era stato, francamente un po' di emozione, un po' di magone, anche perché la situazione comunque non è ancora delle migliori. Io personalmente ho anche dei conoscenti e degli amici che sono in terapia intensiva e quindi sì. E quindi sì, c'è da emozionarsi, giustamente, non potrebbe essere altrimenti. Sindaco, da dove si riparte? Perché poi al di là della retorica giusta anche che accompagna questi giorni di pseudo festa, si parla di ripartenza, però
noi ci siamo ancora nel mezzo, fondamentalmente. Ma da dove si può ripartire? Proprio perché lei ha saputo vedere il bicchiere mezzo pieno. Secondo me si deve assolutamente ripartire da un vaccino che è arrivato, da una sanità che comunque c'ha a cuore. Basta parlare con qualche nostro amico di qualche altra regione magari per capire quali siano le differenze. Si parte da una profonda unione, da un profondo senso di comunità che non va lasciato lì, dalla solidarietà, come abbiamo detto prima, e intanto mi pare già un buon punto di partenza. Poi sicuramente ci sarà da fare squadra e da fare sinergia, perché probabilmente quella che è stata la ripercussione dal punto di vista economico e lavorativo ancora non ha avuto la sua massima ondata, e si comincerà a vedere più avanti. Con il blocco dei licenziamenti. Quello è la cosa che più mi spaventa, ecco, lo sblocco dei licenziamenti mi fa un po' paura, ecco, quello senz'altro. Però bisogna cercare dobbiamo venirne fuori. E quindi intanto cominciamo a star bene, perché sicuramente l'aspetto sanitario è quello principale, e poi dopo cominciamo a lavorare tutti assieme. Vi dico, anche a noi sindaci, e non ho paura di essere smentito da nessuno, anzi, si è creata un'unione molto più forte rispetto a prima. C'è proprio questa voglia di operare in simbiosi, di Sindaci della Marca, che tra l'altro a febbraio dell'anno scorso avevate inaugurato proprio una chat. Avete una chat, so che brulica di noi se non abbiamo 800-900 messaggi al giorno in quella chat lì, però davvero è una chat che serve molto. Tra l'altro è stata Paola Roma, che è anche la nostra presidente, che ha pensato appunto di fare questo tipo di Paola Roma, che tra l'altro salutiamo perché è sempre disponibilissima e attenta. Mi cade anche il microfono. Ma lì allora andremo ad indagare cosa c'è qui. Che ci aggiorna sul fatto che il 5 di gennaio partono le vaccinazioni anche nelle case di riposo. Tra l'altro, a proposito di vaccinazioni, vi mostro questo video proprio in tempo reale. Di fatto, e di qualche istante fa, il dottor Crisanti che si sottopone a vaccinazione all'azienda ospedaliera di Padova. Avete visto prima il video, una foto di Roberto Rigoli, del primario di microbiologia al Cafoncello di Treviso, che poi è il coordinatore di tutte le microbiologie del Veneto. Questa invece la vaccinazione di un altro uomo simbolo appunto dell'emergenza Covid in Veneto. Ci sono state anche delle polemiche proprio attorno al vaccino, da alcune dichiarazioni che aveva fatto il professor Crisanti. Aveva detto sostanzialmente: finché non avrò la certezza forse non mi vaccinerò, dichiarazioni che poi erano state anche in parte strumentalizzate, ma di fatto oggi Crisanti si vaccina. E queste sono le immagini che parlano più di 1000 parole. Quindi ecco, vaccinato anche il dottor Crisanti. Quindi sindaco, le vaccinazioni, diceva, lei quando sarà possibile la farà, e che cosa si sente di dire in merito alle vaccinazioni? Ma io allora qualche tempo fa ero un po' perplesso anch'io in ordine alla vaccinazione, perché poi sapete anche noi non siamo supereroi e ci lasciamo influenzare anche dalle notizie che ci arrivano. Allora sai, hanno fatto un vaccino, ma il vaccino ci voglia 20 anni prima di fare un vaccino fatto bene. Poi dopo ci ragioni, vedi quello che succede e dici: ma caspita, io adesso se prendo una cibalgina per il mal di testa so cosa c'è dentro? No. Io se domani mangio un cavolfiore preso da qualche parte, so com'è stato, no? Come è stato fatto, cosa c'è stato messo sopra per farlo diventare... quindi sai, si creano una serie di messaggi da una parte e dall'altra. Io oggi come oggi, lo dico tranquillamente, sì, mi vaccinerò, e lo dico perché se anche dovessi rinunciare, so che è brutto da dire così, no? a un pezzettino di vita, pur di viverla comunque bene, di tornare a vivere come la vivevo prima, francamente sì. Sindaco,
Grazie davvero, magari se in un bigliettino mi mette l'indirizzo del... Guarda, se ingrassi un po' te la do direttamente, perché così staresti... Così ottimizziamo anche i costi, esatto. Insomma, li abbattiamo. Grazie a voi e tanti auguri a tutti. Al sindaco di Spresiano Marco Della Pietra. Grazie davvero, buon lavoro, buon anno. E allora facciamo così, siamo stati a Venezia, abbiamo visto immagini da tutto il Veneto, dopo la pubblicità andiamo a Belluno perché abbiamo il presidente della provincia di Belluno, il sindaco di Cortina e un noto fotografo. Parleremo di mondiali e parleremo della ripartenza della montagna, di una montagna sempre più innevata perché anche nelle scorse ore ha nevicato eppure parecchio, soprattutto nella zona del Feltrino. A dopo. Rientriamo in diretta e andiamo a Belluno. Saluto, ringrazio e ovviamente anche a loro gli auguri di un buon 2021. Il presidente della provincia di Belluno, sindaco di Longarone Roberto Padrin e il sindaco di Cortina d'Ampezzo Gianpietro Ghedina. Buongiorno a entrambi. Ci raggiungerà anche un terzo ospite fra qualche istante. Ci sono una montagna, è proprio il caso di dirlo, di argomenti da trattare in questo inizio di 2021. Partirei proprio dalla cronaca e da un aggiornamento in tempo reale con lei, Presidente Padrin, perché sta nevicando ancora un po' a macchia di leopardo in tutto il bellunese. Com'è la situazione, Presidente? La situazione è che fortunatamente nella parte bassa della provincia, diciamo così, ha una quota penso inferiore ai 600 metri, piove, quindi fondamentalmente anche tutta la neve che è caduta copiosamente, diciamo così, nei giorni scorsi, pian piano quindi calerà e questo è già tutto sommato positivo. Per quanto riguarda, ho notizie sul Feltrino dove veramente ha continuato a nevicare in maniera molto abbondante. Ci sono arrivati 70 centimetri mi pare alla Mon e in tutto il resto della provincia, ripeto, sopra i 600 metri, quindi una situazione ancora di maltempo molto forte, ma quello che un po' sembra veramente che il tempo lo faccia apposta. Durante il lockdown abbiamo fatto un aprile-maggio che non si è mai visto tanto sole così e quest'anno penso che nevicate di questo genere penso che erano anni che non si vedevano. E purtroppo dovremmo tutti guardarle, diciamo così, dal balcone delle nostre finestre. Veramente più volte l'abbiamo detto, una neve che sa di beffa per certi versi. Queste immagini che vediamo arrivano praticamente in tempo reale da Rocca Pietore. Ringrazio il sindaco Andrea De Bernardin che nei giorni scorsi è stato nostro ospite. Anche nell'Alto Agordino è caduta tanta neve. Alto Agordino, terra ovviamente di sci, come terra di sci Sava Sandir, Cortina d'Ampezzo. Sindaco Ghedina, com'è la situazione a Cortina? In questi giorni ci siamo sentiti più volte, l'ho anche disturbata, ma insomma diciamo che è il momento, sarebbe il momento di Cortina questo in un anno normale. Com'è, Sindaco? Sì, in una situazione normale il Natale è il nostro momento, il nostro periodo, sono i 15 giorni fondamentali all'interno di tutto l'anno dove si fa la gran parte del fatturato. Come avevo avuto occasione già di dire, i 15 giorni di Natale incidono circa il 40% all'interno di una stagione invernale, ma anche all'interno ovviamente dell'anno, visto che l'inverno è proprio la stagione principale. Un Natale quindi sicuramente amaro, sottotono. In questa situazione direi, come si diceva, di contrasto c'è questa grande nevicata, tanta neve, bella neve, perché in una situazione normale per noi neve vuol dire assolutamente lavoro, vuol dire economia. Anche in una giornata come oggi la stiamo comunque gestendo. Devo dire che anche ANAS sta facendo la sua parte. Sono stato al telefono questa mattina con il presidente di ANAS Gemme per uno scambio di auguri e devo dire ho sollecitato un loro intervento anche nella giornata di oggi, ma complessivamente devo dire, almeno per quanto riguarda la zona, l'accessibilità su Cortina viene comunque garantita anche in questa giornata.
Ecco, Sindaco, a proposito di ANAS, GEM, la partita sul tavolo è quella delle varianti, è quella della viabilità. Ci sono stati in questi ultimi anni dei ritardi, li abbiamo raccontati, ma si sta andando avanti e questo è l'importante, anche perché l'obiettivo finale sono le Olimpiadi, come recita il cartello che lei ha alle spalle, le Olimpiadi del 2026. Ecco, questo cronoprogramma chiedo a entrambi, perché Roberto Padrin, per esempio, non è soltanto, come sapete, presidente della provincia di Belluno, ma anche sindaco di Longarone, e il nodo viario di Longarone è di fatto il principale della provincia di Belluno. Anche qui che aggiornamento possiamo dare? Comincio da lei, sindaco Ghedina. Ovviamente i ritardi dal punto di vista delle infrastrutture e della viabilità sono assolutamente ingiustificabili. Devo dire che il problema vero è stato quello di aver nominato 2 commissari straordinari. Avevamo il commissario straordinario per le opere sportive dei mondiali, che in realtà sono state realizzate e ha rispettato il cronoprogramma, e un commissario che ha coinciso con il presidente dell'ANAS. Tra l'altro 3 presidenti si sono succeduti in questi anni, e questo la dice lunga, che non ha avuto probabilmente i poteri straordinari, o meglio non li ha utilizzati, ed eccoci in una situazione dove le varianti che non sono ancora attualmente partite, risorse messe già a disposizione, già a bilancio, una progettazione direi che già nella fase conclusiva, visto che la valutazione di impatto ambientale è stata fatta. Però certamente 1 anno e mezzo per fare questa, la valutazione di impatto ambientale la dice tutta sulle procedure che sono state adottate e alle quali purtroppo noi risultiamo in qualche modo soccombenti. È certo che i mondiali, ma anche le Olimpiadi, sono l'occasione e l'opportunità di rilancio complessivo e per dotarsi di infrastrutture. Mai come oggi sono state viste tante risorse destinate per la nostra provincia e anche per quanto riguarda il nostro territorio, la nostra località. Si sta andando avanti. È certo che sulle Olimpiadi abbiamo bisogno di un'accelerata, cioè quelli che sono stati gli sbagli per i mondiali non debbono essere ripetuti per le Olimpiadi, e quindi assolutamente noi riteniamo che al di là delle risorse, che sono tante e sono a bilancio, ci debbano essere dei veri poteri commissariali per gestire le infrastrutture. Questo è un tema, immagino che lei, Presidente Padrin, concordi con il suo collega Ghedina, e poi appunto sulle varianti di Longarone lei si è battuto molto in questi anni. I lavori stanno procedendo. Qual è la situazione a Longarone, che poi è lo snodo principale tra la parte bassa della provincia, tra la Val Belluna e l'Alto Bellunese? Condivido pienamente le parole di Gianpietro, nel senso che c'è bisogno veramente che venga nominata una figura commissariale che abbia pieni poteri e possa, non dico bypassare, ma accelerare su quelle procedure autorizzative che sono state veramente l'anello debole di tutto il processo che noi abbiamo messo insieme con grande difficoltà, coinvolgendo le amministrazioni locali. È stato secondo me un bellissimo lavoro dal punto di vista, diciamo così, delle procedure quelle e della concertazione. Purtroppo è stato negativo dal punto di vista autorizzativo, ed ora siamo qui a non vedere ancora partire le varianti, quelle diciamo classiche ormai programmate, le 4 varianti di Tai, Valle, San Vito e Cortina. E quello che auspico adesso, veramente non c'è più tempo da perdere. Io ne ho parlato anche col presidente Zaia poco prima di Natale. C'è bisogno veramente di velocizzare i tempi, deve essere nominato un commissario rapidamente, e soprattutto dobbiamo chiudere anche la fase di studio preliminare delle 2 grandi opere, che sono la circonvallazione di Cortina e la variante di Longarone per le Olimpiadi. Ci sono stati già degli incontri tecnici, sia qui cambio, mi metto la veste di sindaco di Longarone, sia con il sindaco di Cortina, per valutare quelli che sono i tracciati ideali su cui costruire queste 2 grandissime opere. Al momento diciamo che siamo a buon punto, ma siamo ancora in una fase progettuale e preliminare, quindi c'è bisogno veramente di dare un'accelerata. Diciamo che tutti abbiamo unanimemente e condividiamo le 2 idee progettuali, quindi sia noi comuni, sia la provincia, sia la regione, sia il governo. Però ora dal punto di vista tecnico dobbiamo cercare di arrivare ad una conclusione rapida, avere rapidamente le autorizzazioni
perché queste due grandi opere non possono partire al più tardi verso la fine del 2022, ma se partiamo qualche mese dopo, secondo me non riusciamo ad arrivare in tempo al febbraio del 2026, che è la data di inizio delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi. Diciamo che questa è la partita del momento per il bellunese, il nodo delle infrastrutture. Vedo collegato adesso, lo saluto e lo ringrazio, buon anno anche a Luca Zanfron, fotografo molto noto nel bellunese e non solo, perché ha, diciamo così, documentato negli anni grandi eventi della provincia di Belluno, figlio d'arte, me lo consenti, questo lo possiamo dire, di quel Beppi Zanfron che per primo documentò la tragedia immane del Vajont. E quindi insomma una lunga tradizione di foto e di momenti immemorabili per la provincia di Belluno, nel bene e nel male. Luca, ti chiedo subito una tua impressione. Noi ci eravamo sentiti alcuni mesi fa in occasione del primo lockdown. Mi avevi mandato delle immagini molto forti per certi versi della strada statale di Alemagna deserta. Non c'era nessuno, di una cortina vuota. Sono passati tanti mesi, ma siamo ritornati di fatto a quel punto, una montagna che insomma fatica a ripartire per tanti motivi, per motivi generali, ma poi anche collegati a questioni specifiche che vedremo poi. Che foto ci scatti in questo momento, Luca? Intanto saluto te, Cristian, e i tuoi ospiti, e auguro buon anno a loro e anche a tutti i telespettatori. Guarda, quel giorno sono salito e veramente è stata un'impressione molto strana. All'inizio del lockdown si sapeva ancora le cose come forse facciamo fatica a saperle. Sono salito a Cortina anche un po' tempo fa, ho incontrato anche il sindaco per quelle manifestazioni che hanno fatto tutti gli imprenditori, tutte le attività commerciali, tutti gli attori di Cortina, per poter dire noi ci siamo, noi siamo pronti, siamo comunque pronti a fare quello che abbiamo fatto tutta la vita. E sicuramente il traffico non era come l'ho trovato a marzo, sicuramente era più mobilità. Questo perché comunque siamo ancora tra zona arancione e zona rossa. Sicuramente ho trovato una Cortina comunque meno carica rispetto a quelli che erano gli anni precedenti. Gli anni precedenti sicuramente gente, molta più vita, molte più anche diciamo attività, molte più, come si dice, anche lo stesso sport. Adesso immaginarmi di dover salire a Cortina per fare le foto ai mondiali mi viene un po' male. E questo è un altro punto. Nel frattempo li ringrazio tantissimo, Alessandro Granziera e Mattia Pizzai hanno trovato proprio le immagini di quel tuo viaggio a marzo-aprile lungo una strada statale di Alemagna deserta. Ecco, questo era marzo sostanzialmente. E c'è il nodo, tu dicevi, i mondiali di sci. Tu sei un fotografo di grandi eventi, mondiali di sci, e adesso arrivo anche dal sindaco Ghedina, ovviamente sono una vetrina importantissima per il territorio. Comunque saranno visti da circa 500 milioni di persone in tutto il mondo. Da questo dobbiamo comunque partire, perché sono comunque un veicolo importante per il territorio, un'importante vetrina, però non saranno gli stessi, o no, Luca? Non credo che saranno gli stessi. Io penso comunque che guardavo oggi anche il sito dei mondiali per l'accredito, per la stampa. Già noi fotografi, noi operatori, c'è stato dato un indirizzo di, come si dice, di contingentamento. Saremo sicuramente in meno. Essere in meno non significa comunque non poter dare un servizio, diciamo, fotogiornalistico buono a quello che è un evento che Cortina aspetta da anni. E credo che Cortina sarà all'altezza, e lo sarà sicuramente. Certo, arrivare su per un fotografo, un operatore o qualsiasi altro, anche il gattista, diciamo, arrivare su, non sentire
lo scampanio, le festosità dei tifosi, vedere queste bandiere di tutto il mondo, perché mi ricordo solo alcuni gruppi di tifosi della Linz, Yvonne o altri, insomma, vedere questa cortina cosmopolita e piena di festa nel parterre che mancherà farà sicuramente un po' strano. Sindaco Ghedina, come saranno questi mondiali? Lei non ha mai perso la fiducia in questi mesi, più volte l'abbiamo sentita, la sua parola d'ordine è fiducia ed è giusto che sia così. I mondiali comunque si faranno, come saranno questi mondiali e cosa rappresenteranno per Cortina? Sì, come diceva giustamente Luca Zanfron, quello che mancheranno veramente saranno le emozioni. Noi l'avevamo pensato dei mondiali sicuramente come una grande festa di paese, una grande partecipazione di pubblico, quindi al di là dell'evento sportivo che sicuramente avrà una grande visibilità e da un certo punto di vista sicuramente riusciremo ad affermare le nostre grandi capacità organizzative per quanto riguarda l'evento. Detto questo, ovviamente più volte ci siamo reinventati in questo anno difficile, quindi abbiamo imparato ad essere anche bravi all'interno delle difficoltà e devo dire che sarà sicuramente un evento sportivo internazionale, seppur all'interno di una pandemia di grandissimo livello. Quando parlo e dico che ci siamo reinventati, abbiamo dato maggior spazio alla digitalizzazione dell'evento, saremo presenti e questo grazie a un contributo, a un accordo con il Ministero dello Sport e quindi con il governo, saremo presenti sulla RAI, non solamente con la manifestazione d'apertura ma anche con la manifestazione di chiusura e anche con le competizioni. E stiamo proprio in questi giorni girando degli spot su Cortina, sul territorio, che andranno in onda in prime time prima dei telegiornali, quindi con una grande visibilità sui 3 canali della RAI. Quindi se da un certo punto di vista mancherà la festa, dall'altro devo dire che grazie anche a questo coordinamento e questo intervento del ministro Spadafora, che devo dire è stato comunque molto presente in questo periodo, entreremo nelle case di tutti gli italiani, ovviamente parlando di un evento internazionale, anche ovviamente in particolar modo nelle nazioni che praticano e vivono con lo sci. E tra l'altro proprio ieri Comune di Cortina, provincia di Belluno e Regione del Veneto con il governatore Luca Zaia avete firmato di fatto un protocollo, avete diffuso la notizia di aver firmato un protocollo importante per la realizzazione di un master plan che in qualche modo vada a elencare e attuare più azioni, perché è chiaro che bisogna tenere sotto controllo diversi fronti in vista delle Olimpiadi 2026. Padrini, in che cosa consiste questo master plan tra regione, provincia e comune? Quali saranno le linee principali, prioritarie? Ma questa è una scatola che dovremmo cercare noi di riempire con tutta una serie di iniziative che hanno come obiettivo non quello di arrivare alle Olimpiadi, ma di lasciare, diciamo così, sul territorio di Cortina e del nostro territorio provinciale un qualcosa che possa durare col tempo, quindi durare nel tempo. Quindi sono convinto che dovremo mettere insieme tutta una serie di progettualità, di investimenti, con una serie di risorse che dovranno guardare con attenzione all'infrastruttura, alle opere su Cortina, alla ricettività, perché penso che da questo punto di vista potremo fare grandi cose anche con il contributo dei privati, cioè non vuole essere sicuramente un accordo limitato comunque alle istituzioni pubbliche, ma ci dovrà essere anche il coinvolgimento dei privati per cercare veramente di fare qualcosa di grande. Su questo si inseriranno alcune opere, penso una su tutte la pista da bob e slittino. Su questa mi pare che la Regione abbia fortemente caldeggiato che si possa realizzare a Cortina e quindi realizzare queste gare che sono di fatto lo slittino, il bob e per noi e lo skeleton per noi sono molto molto importanti. Soprattutto sarà da verificare e da mettere nero su bianco quella che sarà la gestione di questa pista, che ovviamente ha dei costi molto molto elevati e che dovrà essere comunque duratura nel tempo e garantire
non diciamo quello che è accaduto a Torino e a Cesana, una pista che dopo pochissimo tempo diciamo così è andata nel dimenticatoio, creando anche un danno economico non di poco conto. Tra l'altro lei sindaco Ghedina ha parlato più volte di Olimpiadi della sostenibilità, immagino sia la sua sia tra le sue preoccupazioni principali quella appunto di fare in modo che queste strutture poi servano anche dopo l'evento delle Olimpiadi. Questo è l'obiettivo di fatto. Sì, devo dire che noi insieme a Milano, insieme alla Regione Veneto e la Regione Lombardia, ma anche con il Trentino Alto Adige, abbiamo vinto queste Olimpiadi grazie ad un nuovo progetto che persegue poi le linee della Carta Olimpica, della nuova Carta Olimpica, che prevede una sostenibilità complessiva e l'utilizzo delle impiantistiche per il 90% già esistenti. Ecco che Milano diventerà la realtà dove ci saranno gli sport indoor, quindi i grandi contenitori. Ecco che Cortina, ma insieme anche a Livigno piuttosto che all'Alto Adige, si disputeranno le gare su neve. Al centro di tutto questo progetto c'è la bellezza e la straordinarietà del nostro territorio, che deve essere comunque preservato e deve essere comunque messo al centro di uno sviluppo che noi riteniamo possibile e sostenibile. Quindi certamente una Cortina che mette al centro la natura, ma una Cortina che è volta verso la modernità e soprattutto verso un sistema di servizi e di infrastrutture all'avanguardia. Ed è per questo che è stato siglato proprio questo protocollo d'intesa, questa sorta di master plan insieme alla Regione Veneto e alla provincia, dove effettivamente si vuole ridisegnare, diciamo, la Cortina dei prossimi 20 anni, quindi mantenendo ovviamente le sue caratteristiche essenziali, ma soprattutto guardandola in termini di servizi e soprattutto nella parte che riguarda l'impiantistica, quindi il discorso legato al collegamento tra i due fronti sciistici della valle piuttosto che l'intervallivo e i collegamenti dei versanti sono al centro di questo master plan. Il sogno, quello di collegare Cortina alla Val Gardena piuttosto che alla Civetta, il fatto di dotare una Cortina di un nuovo impianto di risalita che ci porti direttamente dal centro cittadino verso le piste con una serie di parcheggi, un allargamento della zona pedonale, ecco, sono dei contenuti che abbiamo inserito in questo master plan e devo dire che la Regione Veneto in tutto questo ci è molto vicina, non solamente in termini di risorse ma soprattutto in termini di procedimenti amministrativi che poi sono la parte purtroppo più complessa e che dà il via delle lungaggini qualche volta direi difficilmente accettabili. Quindi veramente in questo momento provincia e regione sono con noi e si sta lavorando veramente molto molto bene. E sono, mi pare, contenuti molto concreti questi, sindaco. Presidente Padrin, ovviamente queste sono le Olimpiadi di Milano-Cortina, Cortina-Milano 2026, però è chiaro che tutto il territorio provinciale bellunese, tutto il Veneto in realtà dovranno avere un ruolo in questo evento. Il territorio bellunese è un territorio molto complesso, molto grande, ci sono delle vallate anche molto diverse tra di loro, dal Comelico all'Agordino, il Feltrino, la Valbelluna, insomma l'Alpago. Ci sarà modo per accontentare tutti e far capire che questa è un'occasione e un'opportunità per l'intero territorio? E questo dovrà essere, penso che se non ci giochiamo questa carta, che penso che sia fondamentale, straordinaria, non capiamo che possiamo veramente giocarci un grande futuro. E ci metterei anche quel passaggio legato alle Paralimpiadi, perché io l'ho sempre detto un po' dall'inizio, sono convinto che anche da questo punto di vista potremo diventare diciamo così, un esempio da seguire per tantissime altre realtà. Se riusciamo a costruire degli interventi che guardano anche al mondo della disabilità
e quindi anche alla formazione di persone che possono ovviamente seguire questo evento sportivo che è le Paralimpiadi, ma poi di conseguenza cercare di far capire come ci sia anche questo mondo e come noi possiamo aiutare questo mondo. Anche questo, ripeto, è una grande opportunità che l'intero territorio provinciale può giocarci. Sono le Olimpiadi di Cortina, ma dovranno essere le Olimpiadi di tutti i bellunesi. Io mi auguro che si possa veramente creare una sinergia fortissima, che possiamo trasmettere questo fortissimo senso anche di comunità bellunese, che non è che vuole essere una comunità ristretta e che non guarda agli altri, anzi che ci deve aprire agli altri, ma che soprattutto deve farsi forza all'interno di se stessa. E immagino che Luca Zanfron non veda l'ora di documentare queste Olimpiadi. Penso sia il sogno di ogni fotografo di grandi eventi. Sicuramente sì, guarda, ogni tanto mi è capitato di vedere anche le immagini fotografiche, ma anche dei video di queste Olimpiadi, anche la storia di Cortina, di come anche altri eventi sportivi sono stati effettuati a Cortina ancora prima delle Olimpiadi, anche i giochi militari. Insomma, la cosa bella, mi riallaccio a quello che ha detto l'amico Gianpietro Ghedina, la cosa bella è vedere che attorno a questi avvenimenti c'è il paese. Secondo me non è un diminutivo, un spregiativo chiamarlo paese Cortina, perché in realtà chi arriva a Cortina si sente coccolato, secondo me si trova il paese. Parlavo anche con qualcuno della squadra svizzera, così mi dicevano secondo me è bello tornare perché noi torniamo in quell'albergo, ci troviamo bene e stiamo bene lì. Questo succedeva per la squadra svizzera, ma succede per tutte le altre squadre, perciò secondo me tutti quegli eventi che diceva Gianpietro, che sono collaterali all'evento sportivo, sono anche la base per quello che può essere comunque un indirizzo anche turistico, di dire: signori, venite qui, qui c'è un paese che vi accoglie. E io il paese che accoglie i turisti lo vedo a Cortina, perché in realtà tutti sono pronti. A Cortina e in tutto il bellunese, sì, ecco, questo lo dobbiamo dire. E tra l'altro, Luca, diciamolo, il tuo punto di vista è importante, si riparte dalla bellezza, non si può che ripartire dalla bellezza delle Dolomiti, dei paesaggi della montagna. Questo sì, ogni tanto a me capita, purtroppo quando capitano gli eventi come adesso con la neve, mi piacerebbe tantissimo uscire a fare le foto belle, però alla fine c'è anche la cronaca. L'altro giorno ho fatto 2 passi, sì, non 2 passi nel senso lato, 2 passi veri, ho fatto il Cibiana e il Duran, ho visto come anche questi piccoli paesi che sono inerpicati, sono sommersi dalla neve, ma ci sono pronti. Io penso che la montagna veneta, la montagna bellunese sia pronta per questi eventi, perché abbiamo ancora, come si dice, la voglia di imboccarci le maniche e la voglia di essere orgogliosi di ospitare i turisti, gli sportivi, tutti quelli che verranno nelle nostre montagne. Ecco, perché queste immagini che stiamo vedendo sono bellissime, però appunto sono anche molto complicate poi da gestire nell'operatività. Tra l'altro l'altro giorno proprio con il sindaco De Bernardina di Roccapietore si diceva che è stato fatto questo concorso, indetto questo concorso per operaio con patenti, si è presentata una sola persona, tra l'altro un trevigiano di Altivole, perché poi c'è tutto il tema della montagna e delle risorse da trovare in montagna. So che è un problema analogo ce l'ha avuto anche il presidente Patelin. Io ho avuto un problema nel mio comune di Longarone, anch'io ho fatto un concorso per un operaio e alla fine si è presentato che aveva i requisiti un solo candidato. Per fortuna era di Longarone, quindi alla fine mi è andata bene, però devo dire che questo è anche un problema legato anche alle ditte private. Credetemi, anche durante queste giornate abbiamo fatto molta più fatica noi sindaci nel liberare le strade, anche perché si fa fatica a trovare del personale qualificato, e questo è un problema che dobbiamo affrontare. Dopo è chiaro, c'è del personale purtroppo anche in malattia per il Covid, quindi sono state moltissime le cause che ci hanno messo in difficoltà in queste giornate, però credetemi che trovare del personale qualificato, soprattutto con questa tipologia di lavori, non è facile, e questo è molto preoccupante.
C'è un problema quindi di attrattività anche dei concorsi pubblici stessi per dipendenti comunali? Molto. Devo dire che ho dei numeri molto bassi, soprattutto in alcuni concorsi, in alcune tipologie, anche questo perché comunque questo è un lavoro che, diciamo così, è garanzia per tutta la vita, diciamo, se non si commettono cose strane o particolari. Quindi sono delle grandi opportunità anche per i nostri giovani, che così possono rimanere sui nostri territori con delle paghe tutto sommato adeguate e dignitose, che possono permettere loro di vivere serenamente. Quindi mi auguro veramente che ci sia. Su questo lavoreremo anche come centro studi bellunese, con una formazione dedicata proprio alle persone che vogliono candidarsi a questi concorsi, cercando appunto di invogliarli a partecipare ed essere preparati alla loro esecuzione. Sindaco Ghedina, vorrei chiudere con lei questo viaggio tra le Dolomiti bellunesi. Che cosa si sente di dire ai turisti rimasti orfani di Cortina in queste festività, e più in generale ai turisti che sognano la montagna, le Dolomiti bellunesi? Arrivederci, ci rivedremo presto, che cosa possiamo dire? Ma essenzialmente dire che Cortina vive di turismo, quindi il turista che deve essere anche ospite, devo dire, sempre ovviamente al centro della nostra attenzione. Più che un messaggio a loro, è una richiesta a chi ci governa, più a Roma che probabilmente a Venezia, di metterci nelle condizioni di lavorare. Noi effettivamente ci siamo sacrificati in questo Natale, che ci è costato molto, però abbiamo l'esigenza di ripartire almeno per metà gennaio con gli impianti di risalita. La stagione è lunga e quindi una buona parte sicuramente è stato perso, però l'importante è che ci mettano nelle condizioni in sicurezza, perché peraltro le nostre richieste, le nostre proposte prevedevano un protocollo di massima sicurezza per quanto riguarda l'attività sciistica e la risalita sugli impianti, che venga accolta, perché la filiera dello sci è molto lunga, perché qui non ci sono solo gli imprenditori legati agli alberghi o all'impianto, allo specifico impianto, ma ci sono famiglie che vivono di questa attività, 800 maestri di sci solo a Cortina, i noleggi, ma direi un po' tutti. Quindi noi abbiamo bisogno di date certe, abbiamo bisogno anche che ci dicano e ci spieghino in quali condizioni aprire. L'augurio insomma che quest'anno, l'anno del vaccino, ma anche l'anno in cui la montagna vuole essere considerata e avere soprattutto delle risposte che, devo dire, per quanto riguarda questo periodo non sono arrivate, ma abbiamo veramente l'esigenza di essere messi nelle condizioni di lavorare. Grazie davvero. Torniamo al titolo appunto che abbiamo in sovraimpressione. C'è quindi una montagna di ragioni per ripartire in questo 2021. Grazie e buon lavoro, ancora buon anno al sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina, Luca Zanfron, fotografo di grandi eventi. Sogniamo tutti questi grandi eventi e che possano svolgersi nel modo migliore possibile. Grazie al sindaco di Longarone e presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin. Grazie, buon lavoro e ancora buon anno. Grazie a voi, buon anno. Adesso dalle Dolomiti ci spostiamo nel veneziano per un'altra storia, ma lo facciamo subito dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta, di nuovo in studio anche per questo sabato 2 gennaio 2021, è la nostra prima diretta straordinaria di questo 2021, di questo nuovo anno che speriamo davvero tutti sia migliore, quantomeno normale, ce lo siamo detti tante volte. Vi stiamo raccontando un po' il capodanno dei vari territori, siamo stati poco fa a Belluno, fra poco andremo a Venezia, questo invece il bilancio del capodanno, perlomeno delle forze dell'ordine nel Padovano.
Un ventenne di Agna, poco dopo la mezzanotte, è finito al pronto soccorso per delle lesioni al volto causate dallo scoppio di un petardo che stava maneggiando 8 i giorni di prognosi. Sempre lo scoppio di un petardo ha ustionato a una mano a Vigo d'Arzere una persona di 42 anni, prognosi di 20 giorni. Sempre a causa di un petardo è andata in fiamme a Rovolon una utilitaria di proprietà di un uomo dello Sri Lanka che era parcheggiata in strada. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Abano Terme che hanno limitato i danni all'auto, una Yaris, rimasta parzialmente danneggiata. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso. A Padova il 31 dicembre alle 19 circa c'è stato un incendio in un appartamento adibito a studio legale al quinto piano in un condominio di Piazza Conciapelli. Nessun ferito. Allontanati tutti i residenti del palazzo durante le operazioni di soccorso. Al lavoro 3 squadre di pompieri che hanno spento le fiamme. Danni soprattutto da fumo. Le cause dell'incendio sono al vaglio del comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Poco più tardi, alle 19:30, i Vigili del Fuoco di Este, Padova e Legnago sono intervenuti in via Laghia Urbana, nel Montagnanese, per l'incendio di un mobilificio. Con l'impiego di 2 autopompe e 2 autobotti, i pompieri sono riusciti a circoscrivere le fiamme, salvando il reparto lucidatura e gli uffici. Le operazioni di soccorso sono proseguite nella notte. Questo quindi il resoconto del Capodanno a Padova, il servizio, lo avete sentito, del nostro Guido Barbato. Adesso andiamo a Venezia in questo tour virtuale del Veneto. Saluto e ringrazio Don Valentino Cagnin, parroco di Asseggiano. Buongiorno buon pomeriggio parroco. A tutti. Buongiorno e buon anno. Felice anno nuovo. I nostri telespettatori, quelli più attenti e fedeli, sicuramente l'hanno già, fedeli in tante maniere, insomma, ecco, in senso lato, l'hanno già vista il giorno di Natale. Ci siamo sentiti il giorno di Natale perché lei era in isolamento, in quarantena, a casa, positivo al Covid, e aveva festeggiato il Natale in solitudine, celebrando comunque messa. Aveva raccontato questa storia molto bella ed evocativa. Le chiedo adesso come va, come sta, Allora, si è sottoposto a tampone? Finito. Ci dica. Sì, il mio isolamento è finito, ho Perfetto. raggiunto i 21 giorni, di cui gli ultimi senza sintomi, per cui la prassi è quella di riprendere la vita sociale sempre con prudenza. E ho ricominciato a celebrare la messa. La prima volta è stata giovedì sera nella messa del Te Deum di ringraziamento, e tra i motivi per ringraziare avevo anche quello mio speciale di poter rivedere i volti della mia comunità, non di poterli riabbracciare purtroppo, ma quantomeno di potersi sorridere al di sopra delle mascherine, ecco. Quindi è ritornato a riabbracciare i suoi parrocchiani, che comunque anche nei giorni della quarantena non le hanno mai fatto mancare il loro supporto. No, mi sono arrivati saluti dalla finestra, cibo, vino. No, non mi è mai mancato il conforto, ecco. Quanto è durata la sua quarantena, Don Valentino? 3 settimane, dal 10 di dicembre fino al 31. E ci sono stati dei momenti di preoccupazione, come l'ha vissuta? Allora, io sono stato confortato dal fatto di non aver, che non ci sia stato un focolaio in parrocchia, tant'è che io sinceramente non so dove possa essermi preso il Covid, perché ho cercato di essere scrupoloso. Nessuno si è ammalato di tutte le persone con cui ero stato in prudente contatto, quindi questa è stata una fonte di consolazione. I momenti di apprensione maggiore sono stati vedere l'accumularsi delle cose, delle incombenze, ma ringraziando Dio i miei collaboratori sono stati molto generosi e capaci, in particolare i 2 sacerdoti con cui condividiamo la collaborazione pastorale di Asseggiano e Gazzera, 2 frazioni di Mestre. E dal punto di vista di un parroco, di un pastore di anime, che 2020 è stato, come lo ricorderà? Lei che comunque è anche un prete molto, molto giovane. Io credo che il Covid abbia messo in luce tante cose, facendo cadere, no, alcune maschere. Chi ha
ha voluto cogliere questa come un'occasione per riscoprire l'essenzialità, l'importanza dei legami, l'importanza di coltivare le relazioni, la solidarietà, ha avuto un'occasione e la comunità tra questi si è rafforzata. Chi invece un po' vedeva la vita comunitaria, la vita di fede come un peso o un po' un dazio da pagare, si è invece defilato, ha trovato che c'erano cose più importanti, più urgenti, più prudenti da fare. Ecco. Diciamo che chi era individualista è rimasto tale sostanzialmente, forse è peggiorato. Mi sta dicendo Qualcuno questo? Qualcuno si è svegliato, tanti invece insomma, sono rimasti tra le loro case, più che altro un po' chiusi in se stessi forse. Noi abbiamo cercato di farci prossimi a tutti utilizzando i social, utilizzando YouTube, WhatsApp. Chi ha voluto cogliere questo invito, secondo me, è stato contento. Ecco, ho visto che lei ha usato molto la tecnologia in questo periodo. Prima di andare in onda ho visto alcune messe su YouTube, quindi ha fatto uso di social giustamente per raggiungere il maggior numero di fedeli. Sì, ho provato a creare un canale YouTube, non l'avevo mai fatto, ho proposto alcune meditazioni, alcuni commenti settimanali durante il periodo più buio, quello del lockdown di marzo e di aprile, in maniera da tenere vivi anche i legami. Io sono dell'idea che i social non creino legami ex novo. Se però ci sono delle relazioni vere, i social aiutano a coltivarle in maniera sincera e utile. Ogni persona nella storia della Chiesa ha usato la tecnologia di cui disponeva cercando di farne buon uso, ecco, dai manoscritti alla stampa. Ecco, diciamo che è sempre una questione di come si utilizzano questi strumenti. Senta, Don Valentino, qual è stato i momenti più dolorosi di questo 2020? Immagino forse la parte dei funerali, il momento del commiato. Può essere questo? Il problema è appunto, specialmente in questo, nella fase di più severo lockdown e chiusura, erano addirittura vietati i funerali e quindi ho dovuto andare all'obitorio con 3 o 4 persone, compiere in maniera molto essenziali i riti del saluto cristiano, che sono una maniera per manifestare l'affetto e la fede, che sono relazioni entrambe di fondo invisibili che hanno bisogno di strumenti per manifestarsi. Non aver potuto utilizzare la messa, l'incontro tra le persone, la liturgia è stato molto pesante e abbiamo fatto del nostro meglio per far capire alle persone così provate che Dio c'è, vuole il loro bene anche in questi momenti di smarrimento. Ecco, abbiamo cercato di aiutare a ritrovarsi. E penso non sia facile trasmettere questo messaggio in un'epoca così difficile. Penso che anche tante persone non siano pronte a questo messaggio, forse. La fede è questo. Se uno mi dicesse mostrami l'amore della mamma, io dovrei raccontargli quello che ho visto della vita di mia mamma nella mia famiglia e dire in tutto questo ho visto l'amore, anche nei momenti bui in cui sono stato rimproverato, in cui non mi sono sentito capito, amato, però l'amore c'era e con l'amore di Dio è una cosa simile. Bisogna rischiare e dire sì, mi fido e in questo buio c'è la luce. La luce si vede se uno apre bene gli occhi. Don Valentino, questo a livello appunto spirituale, ma la spiritualità è un bisogno di tanti. Ci sono poi bisogni materiali, le parrocchie fanno spesso fronte anche a questo tipo di bisogni, lo sappiamo bene. Com'è stato il 2020? Alla sua porta immagino abbiano bussato molte più persone, molte più famiglie. Sì, noi Comune di Venezia, territorio a vocazione turistica, come accennavo anche l'altra sera, ci possono essere famiglie in cui entrambi i redditi dipendono dal turismo e queste persone si sono trovate di punto in bianco, nella migliore delle ipotesi, in cassa integrazione.
famiglie di ristoratori, famiglie legate a tutti i servizi che si sono interrotti. E queste persone hanno richiesto un aiuto cospicuo perché far fronte alle utenze, alle rate del mutuo, e in più tanto personale che magari rimaneva stagionale, che non è riuscito a lavorare. Sì, questo si è sentito. C'è stata una intesa molto buona col Comune di Venezia, che ha eletto le parrocchie a interlocutori privilegiati per la distribuzione di pacchi di aiuti, di buoni spesa. Gli assistenti sociali sono stati presenti, ci siamo interfacciati bene, cercando di far fronte a tutte le necessità. Ecco, mi pare che persone in situazioni disperate non ce ne siano, ecco, tutti quanti hanno un tetto sopra la testa. Ecco, la rete quindi della solidarietà anche locale, delle parrocchie, del comune, tiene, questo è importante. A mio avviso, nella mia porzione di territorio, sì, è una porzione privilegiata perché forse le situazioni di maggiore fragilità in questo momento si concentrano nel centro di Mestre, nelle grandi aree di condomini magari in cui ci sono molte più famiglie straniere che magari non hanno le reti di solidarietà già impostate di famiglia. Nella nostra zona, fuori dalla tangenziale di Mestre, la situazione è relativamente seguita, insomma serena. Ecco, diciamo che si vede la differenza fra diciamo interland e comunità più ristrette, frazioni, sì. Questa è una delle differenze che saltano di più agli occhi. E Don Valentino, io la ringrazio per questa sua testimonianza civile e di fede, le auguro ancora buon anno e ci sentiamo presto anche per le iniziative della vostra parrocchia. Grazie davvero a Don Valentino. Grazie, un abbraccio. Un felice anno nuovo a tutti. Grazie davvero Don Valentino. E vi mostro questa foto che mi manda in tempo reale il sindaco di Cortina Gianpietro Gaidin, che ringrazio, poco fa era nostro ospite. Ci documenta la situazione appunto nella Regina d'Ampezzo, questo è Corso Italia, immagino dal suo ufficio perché vedo le bandiere del municipio, quindi questa è Cortina, la neve continua a scendere sul Bellunese con il suo carico di bellezza, di speranze ma anche di tanta fatica. Poi c'è una notizia, un'altra notizia, una brutta notizia di cui dobbiamo darvi conto, eccola qua, lutto nel mondo della musica, 62 anni si è spento Tosato, Claudio Tosato, il mago dei jukebox, un artigiano molto noto non solo nella Marca, non solo in Veneto ma in tutta Italia, oltre che un collezionista e uno dei più grandi esperti di questo oggetto cult degli anni 50, quindi un altro brutto lutto per il Veneto. Claudio Tosato viveva a Castelfranco Veneto e appunto è deceduto al Cafoncello a causa del Covid. Lascia la moglie e i figli, quindi un'altra perdita importante per la Marca trevigiana e per il Veneto. Noi andiamo avanti con la cronaca, con gli ospiti, ma prima abbiamo parlato tanto di maltempo in queste ore, di nevicate abbondanti, facciamo un po' il punto sul fronte meteo con la nostra Alice Montanier. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaie a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. Benvenuti al meteo. La perturbazione giunta nelle scorse ore farà sentire i suoi effetti anche nella giornata di sabato 2 gennaio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto ancora condizioni spiccatamente instabili, lo vediamo dalla grafica, il contesto sarà quello di un forte maltempo con precipitazioni diffuse, sin dal mattino localmente saranno anche forti, nevicate su quasi tutte le zone montane, nonostante la tendenza sia in realtà per un aumento delle temperature. Le minime infatti saranno comprese tra i 2 e gli 8 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 4 e i 10 gradi all'incirca.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui la situazione sarà per lo più la stessa, con una marcata variabilità, piogge dappertutto e anche qui locali nevicate in montagna. Temperature minime fino a 7 gradi, massime invece fino a 11 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui nevicate sui settori meridionali, vedete altrove il territorio sarà bagnato invece dalla pioggia. Temperature minime fino a 0 gradi, massime invece fino ai 3-4 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, io vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaia a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. Così la nostra Alice Montagnier, queste le previsioni per le prossime ore, quindi ancora brutto tempo. È qui con me in studio, fra poco si collegherà anche un altro ospite, e intanto saluto e ringrazio Luigi Susin di Fratelli d'Italia. Fra qualche istante si collegherà anche per il Partito Democratico Roberto Grigoletto e lì entreremo un po' nel vivo delle tante questioni politiche che sono sul tavolo, a partire dalla crisi di governo, ormai non solo più paventata. Avete sentito all'inizio della nostra diretta straordinaria anche il sottosegretario Achille Variati, che insomma dice anche Renzi sciolga le riserve, perché dobbiamo capire dove dobbiamo andare. Prima però di parlare di questo, Susin, grazie per essere qui, perché appunto lei è reduce da un periodo anche difficile. Lei ha combattuto per giorni e giorni contro il Covid e non è stata una battaglia facile. No, non è stata semplice. L'11 di dicembre ho fatto il tampone, sono risultato positivo. I primi giorni sembrava semplice, come si parlava in qualche intervista anche che si è fatta anche qua da voi, fosse una semplice influenza. In realtà così non è stato, perché di fatto mi sono trovato ad avere 10 giorni la febbre a 39,5, poi mi si sono bloccati i polmoni, quindi non riuscivo a respirare regolarmente, tant'è che per 3 giorni di fatto non ho parlato con nessuno. Io ero completamente isolato e devo dire che non è stata semplice. Il Covid non è senz'altro da sottovalutare, è una cosa che va presa in considerazione in modo serio e non magari come tanti dicono che è una semplice influenza. Non è così. È una cosa che chi prova si rende ben conto che è molto di più di quello che si pensava, insomma. Ecco, appunto, lei pensava a questa violenza? No. Perché tutti noi abbiamo un'immagine, una sensazione, c'è chi magari ha sottovalutato, sopravvalutato. Lei, ecco, rispetto alla sua idea di partenza. Io pensavo, ma dopo dipende sempre anche in che modo si manifesta. Perché? Perché di fatto tanti hanno un po' di febbre un giorno o due e dopo si blocca là. Ho un amico che oggi è ancora in ospedale, anzi io voglio essere vicino a tutti coloro che oggi stanno combattendo per questa malattia. Ho un amico che è in ospedale, lui vive da solo, mi dice ci siamo sentiti nel periodo che appunto ho trascorso così isolato, e mi dice io andavo a fare la spesa, lavavo tutto, lavavo le buste, lavavo la verdura, lavavo la frutta, tutto quanto sotto acqua e sapone prima di mettere in frigo, e l'ho preso comunque. Quindi questa è una battaglia che, secondo il mio punto di vista, possiamo soltanto superare con quello che oggi è già messo in atto, che sono i vaccini. Non abbiamo altro. Questa è la grande speranza. Ovviamente deve essere sottoposto in forma volontaria, però devo dire che i veneti avranno la consapevolezza di capire che è l'unico sistema per andare a debellare questo virus.
E lei quindi quando era in casa è rimasto isolato anche rispetto al resto della sua famiglia? Sì, io fortunatamente avevo modo di stare isolato appunto in una camera col mio bagno, mi portavano il mangiare sulla porta e io mangiavo ben poco, tant'è che sono anche dimagrito parecchio. Non mi fa male, perché non fa male, però devo dire che non è stata semplice. Voglio ringraziare tutti, ma veramente tutti, voi compresi, che mi siete stati vicini, perché i messaggi, anche le telefonate fin quando riuscivo di solidarietà hanno fatto sì che mentalmente potesse superare in modo più tranquillo questa situazione. È una cosa molto importante che io veramente ringrazio tutti, perché mi avete dato una mano a superare questo periodo molto difficile, devo dire, della mia vita, insomma. C'è stato un momento in cui ho avuto paura, immagino. C'è stata una notte ho avuto quella sensazione di mancanza del respiro, che di far fatica a passare la notte, ti passano davanti tante cose. Ero lì là per chiamare l'ambulanza e farmi portare in ospedale, dopodiché così, come sono solito fare, ho combattuto anche questa difficoltà, l'ho superata e poi da lì è andata sempre in meglio, insomma. Benissimo, e questo ci fa enormemente piacere. Quindi prima di andare in pubblicità vi rimostro questa foto, perché è la foto emblematica del giorno. Prima abbiamo visto Crisanti che si sottoponeva a vaccino, rivediamo Roberto Rigoli che appunto questa mattina a sua volta si è sottoposto a vaccino, perché appunto i vaccini adesso per gli operatori sociosanitari ci sono, e le ULSS del Veneto stanno andando avanti a tamburo battente. Non so se è già collegato per un saluto veloce Roberto Grigoletto. Buongiorno Grigoletto. Mi sente Grigoletto? Buongiorno ecco, perfetto, quindi adesso siamo allineati, facciamo un istante di pubblicità e poi entriamo nelle varie questioni politiche subito dopo. Di nuovo in diretta, parte il confronto, diciamo così, politico, confronto che però non può prescindere, lo avete sentito, dalle questioni proprio umane, perché questo è un periodo duro e da qui bisogna sempre partire per avere un'esatta poi conoscenza delle cose e una prospettiva giusta. Ecco. E quindi è importante anche partire dalle questioni istituzionali. Vi faccio sentire gli auguri della Presidente del Senato Casellati. Sentiamola. Care italiane e cari italiani, vi è un unico grande regalo che vorrei per tutti noi nel 2021, la sconfitta del Covid. Questo riporterà al centro della nostra vita le libertà personali e le libertà economiche, quelle libertà che ci faranno esprimere al meglio quello che siamo, un grande popolo. Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie che il 2021 sia l'anno della rinascita, un anno che rinnovi una promessa e un impegno comune, la promessa che insieme possiamo farcela, l'impegno a non lasciare indietro nessuno. Buon anno a tutti. Ecco, questo è il messaggio molto sintetico e profondamente istituzionale della Presidente Casellati. Grigoletto. Tutti stanno parlando in questi giorni, a cominciare dal Presidente Mattarella, di coesione, di responsabilità, di unità di intenti anche tra le forze politiche, ma nella prassi questa unità di intenti non c'è, e tra maggioranza e opposizione e all'interno della maggioranza. Una crisi di governo ormai è dietro l'angolo, quello che era paventato in un primo momento adesso è quasi certo, il rendezvous subito dopo l'epifania che le polemiche politiche in questo caso non porta via, e mi scusi la rima. Grigoletto, dove si sta andando? Lei che è anche autorevole esponente del Partito Democratico, cosa si augura a questo punto?
Ma mi auguro che prevalga la nazionalità, che onestamente non vedo perché in questo momento io non riesco a capire che cosa possa albergare nella mente dei nostri governanti, perché davvero è una fase difficilissima. Abbiamo visto questa seconda ondata con quanta violenza si sta presentando, se ne paventa una terza. E a Roma stanno litigando per cambiare il governo. Ora il governo, per carità, avrà tutti i suoi limiti, avrà fatto anche delle scelte non azzeccate, non corrette, poteva fare meglio sicuramente. Mattarella, che si poteva sicuramente fare meglio, fare diversamente. Però in questo momento sinceramente dovremmo essere tutti quanti, ma loro per primo a Roma, proprio a terra per combattere il Covid, e invece in realtà sono veramente baruffe che Goldoni, a noi noto, chiamerebbe chiozotte, con un Renzi che secondo me avrebbe bisogno un attimo anche, se mi permette, un po' di farsi vedere, ma anche da uno anche capace, perché io non riesco a capire a che gioco stia giocando, o meglio, lo si capisce anche il gioco che sta facendo, ma è un gioco sulla pelle degli italiani, sui tanti italiani che stanno morendo, e lui è impegnato e pare interessato soltanto a far cadere un governo. Sono cose che io definirei allucinanti. Diciamo che per lei la questione non è solo politica, è anche, mi permetta, psicologica a questo punto? Ah sì, no, ma certo, sicuramente, ma io è da tempo che lo penso che per far politica occorrerebbe anche sottoporsi a un test psicoattitudinale, perché tanti magari si offrono, si candidano, si propongono, ma in realtà non è che tutti quanti siano proprio adattissimi a tutti quanti i livelli. Io credo che sì, ci sia una questione veramente, e lei è troppo buono a definirla soltanto psicologica, io la definirei proprio psicopatologica, perché non me la spiegherei altrimenti davvero una posizione da parte di alcuni in questo momento drammatico per il Paese. Visto dalla prospettiva invece, Susin, di Fratelli d'Italia, questa crisi di governo, possiamo dire conclamata, perché le dichiarazioni di Renzi anche oggi sui giornali appunto sono abbastanza aspre, sono sempre più aspre, quindi non è che il clima si stia stemperando. Vista dalla prospettiva di Fratelli d'Italia? Io sono dell'idea che è sempre meglio un buon divorzio che un brutto matrimonio, nel senso che Renzi oggi sta giocando e sta tenendo il governo per i capelli. In realtà io non sono proprio convinto che Renzi alla fine faccia cadere il governo per andare a fare un percorso diverso, anche perché sa benissimo che se dovesse cadere il governo, e noi auspichiamo di andare a votare, comunque dei suoi parlamentari probabilmente ne restano molto pochi. Quindi lui sta giocando un'azione di forza in questo momento qua soltanto per ottenere dei vantaggi per il suo partito. Devo dire che abbiamo avuto appunto il Covid, che in questo momento qua è stata la miccia che così ha fatto partire un grosso problema, ma il problema più grosso ovviamente ce l'avremo sulla parte economica. Tengo a dire che già oggi abbiamo fatture non pagate per il 47%, perdite di incassi dal 60 all'85% per quanto riguarda agenzie di viaggi, fiere, spettacoli e alberghi, e abbiamo le aziende che stanno perdendo il 70% e del 30% che gli resta stanno incassando il 50%, quindi molto poco, non riescono a far fronte a quello che sono gli impegni, perché ovviamente non avendo liquidità non riescono ad avere appunto la possibilità di far fronte agli impegni. Le tasse
sono rimaste invariate, perché tutti dicono sì, le tasse spostate, ma le tasse le stiamo pagando comunque. Quindi il governo, in questo modo, come sta governando oggi l'Italia, per le imprese e per gli italiani non sta facendo niente di buono. Quindi anche se oggi andiamo ad avere un nuovo governo votato dagli italiani, penso che sia l'unica cosa che di buono possa succedere in questo momento. Il problema è, Grigoletto, a questo punto il problema però è anche pratico, nel senso si può andare a votare in queste condizioni. Abbiamo assistito anche nei mesi scorsi al dibattito sulle regionali, probabilmente non ci sarebbero nemmeno le condizioni di sicurezza. Se il governo cadesse, qual è l'ipotesi secondo lei da percorrere? È ipotizzabile un governo di unità nazionale? Circola il nome ormai da una vita di Draghi. È una strada questa? Io ho aperto i passaggi che ho fatto perché si è bloccato, eravamo refrigerati, come si dice, ma allora intanto concordo con la considerazione che lei ha fatto, che trovo assolutamente pertinente e intelligente, cioè in queste condizioni andare a votare mi pare alquanto difficile, anche diciamo così logisticamente, ecco, perché con questa situazione appunto del contagio e i prossimi mesi, insomma fino a quando non ci sarà quella che chiamano l'immunità di gregge, quando ci sarà la vaccinazione, quando insomma usciremo in gran parte, perlomeno questo che speriamo, dal tunnel, quindi fino ad aprile-maggio sarà difficile, immagino, suppongo, pensare di allestire seggi elettorali. Poi notiamo anche di passaggio, ma non è una notazione priva di sostanza, che il 3 agosto inizia il semestre bianco, quindi è possibile anche sciogliere da parte del Presidente della Repubblica il Parlamento, appunto perché negli ultimi 6 mesi del mandato il Capo dello Stato non può sciogliere le Camere. Allora io sinceramente onestamente non vedo nulla, cioè faccio fatica a vedere, immaginare, ma credo come me molti altri uno scenario praticabile, sempre che non sia quella di Renzi, di qualcun altro, una aspirazione in questo momento a un cambio o a un'integrazione, chiamiamola così, di poltrone. E allora lo scenario più praticabile, più immediato potrebbe essere quella di un rimpasto di governo, con qualche ministero in più, ai recalcitranti di Italia Viva, ai renziani. Questo potrebbe essere una soluzione. Altre mi sembrano davvero improbabili, ma devo dire che mi sembrano anche improponibili, francamente, ripeto, per la situazione che abbiamo descritto prima, insomma, di gravità nella quale versa il nostro paese. Quindi elezioni Del Susini invece non è di questo avviso. No, ovviamente non mi trovo d'accordo con Rigoletto, ma il concetto è molto semplice. Come andiamo a fare la spesa e andiamo dappertutto oggi, in ogni caso in stato di emergenza, possiamo tranquillamente allestire dei seggi per andare a votare. Ovvio è che questa non è la strada che si vuol prendere, però sarebbe l'unica strada certa, diciamo, per dare un governo stabile al nostro paese e per fare in modo che questa Italia sia governata in modo serio. L'ipotesi Draghi, Giorgia Meloni, la leader del suo partito, l'ipotesi Draghi è un'ipotesi che c'è nell'aria, bisogna capire poi che cosa effettivamente si vuole fare. Chiaro è che quando vengono sciolte le Camere, il Presidente Mattarella una consultazione la fa sicuramente, dopo la si vedrà. Draghi, Grigoletto, è un nome spendibile? In questo momento concretamente spendibile? Beh, sicuramente sì, mi sembra l'autorevolezza, le competenze, ovviamente l'esperienza sono fuori discussione. Forse sarebbe più che spendibile, bruciabile in questo momento, in questo contesto così difficile, così, insomma, probabilmente dopo nuove elezioni si potrebbe essere il nome di una premier assolutamente autorevole per tirare fuori il paese da questa situazione. Comunque io volevo precisare velocissimamente che non sono al contrario delle elezioni anticipate, se servono si fanno le elezioni, sono d'accordo che si possono fare in altro modo, anzi magari si potessero fare finalmente fuori dalle scuole, quindi per non bloccare ancora l'attività didattica, magari per altro tempo, visto che ne ha già persi di abbastanza di giorni, ma
Io dico che la cosa che trovo assurda è che in questo momento, invece che lavorare tutti quanti, maggioranza e minoranza, per portare fuori il paese da questa emergenza, per cui ogni giorno continuano a morire delle persone, dovrebbe essere l'ultimo pensiero, l'ultima preoccupazione è quella di andare a votare, piuttosto dovrebbe essere quella di lavorare tutti quanti insieme. Tra l'altro diciamo che le cancellerie europee guardano con terrore a questa ipotesi per l'Italia, perché chiaramente in un momento come questo, visto sia da destra che da sinistra che dal centro, un governo che crolla ovviamente non è una bella notizia per nessuno da un certo punto di vista. Anche perché appunto i dati sono seri. Susina, lei prima parlava dei ristori economici, parlava delle imprese. A tal proposito oggi c'è l'ennesima ricerca, l'ennesima prestigiosa ricerca della CGIA di Mestre, e abbiamo proprio un contributo del coordinatore del Centro Studi della CGIA di Mestre, che parla di una ripresa, pensate, non prima del 2024. Quindi la situazione è difficile. Sentiamo Paolo Zabeo. Quest'anno assisteremo a un rimbalzo della nostra economia che ci farà recuperare solo una parte della contrazione del PIL registrata nel 2020. Di conseguenza è verosimile sostenere che torneremo a una situazione pre-Covid non prima del 2024. Sarà perciò decisivo spendere tutti e bene i 209 miliardi di aiuti che ci giungeranno dall'Unione Europea. Altrimenti rischiamo che l'economia del nostro paese finisca su binario morto e la crisi economica in atto si trasformi in una crisi sociale senza precedenti, dove a pagare il conto saranno soprattutto i più deboli come i giovani e le donne. Queste sono parole pesanti, penso che sia Grigoletto che Susin concordino, anche perché parliamo della CGIA di Mestre, comunque un istituto indipendente che è promanazione anche del mondo produttivo, degli artigiani soprattutto, ma parliamo del secondo istituto in Italia dopo l'Istat per autorevolezza. C'è anche il dettaglio di quello che dice Zabeo e la CGIA, quindi diciamo che la prospettiva di una ripartenza solo fra qualche anno è veramente dura da digerire. Vi chiedo, Grigoletto, lei è anche uomo del territorio, è stato vice sindaco a Treviso, è consigliere comunale tuttora. Questo allarme sociale si vede anche qui da noi? Vabbè, sicuramente sì, vediamo negozi, imprese che chiudono e fanno assolutamente fatica a ripartire. I ristori del governo sicuramente sono arrivati, sono importanti, ma come giustamente sottolineava lei, qui si tratta di impiantare le condizioni per una ripartenza economica e produttiva del paese, quindi non bastano più gli aiuti per uscire da un momento, dal momento delle chiusure, diciamo così, no? È necessario veramente avviare una ripresa che però avrà tempi, io concordo assolutamente con la CGIA di Mestre, avrà tempi assolutamente, concordo, oltre che per il fatto che è assolutamente, come diceva, un istituto autorevolissimo, concordo per il fatto che vediamo cosa succede ai nostri commercianti, ai nostri ristoratori, alle partite IVA, vediamo cosa stanno vivendo, cosa stanno attraversando in questo momento, quindi sicuramente è necessario pensare appunto di costruire, come diceva Mattarella. Penso che il Presidente intendesse anche riferirsi a questo, no? Una ricostruzione che adesso è quella che ci attende. Anzi, è esatto, Mattarella che la sera del 31 ha parlato del 2021 come di un anno di ricostruzione, è la priorità del Paese, ha detto Mattarella, e questo sarà l'ultimo anno del suo mandato. Ha detto anche questo, chiudendo di fatto le porte ad un Mattarella bis, quindi a un'ipotesi che avevamo vista sul tavolo con il suo predecessore Napolitano. Lei, Susin, è imprenditore, tra l'altro è anche rappresentante della Confartigianato, della categoria dei termoidraulici e quant'altro. Lei lo vede questo allarme sociale? Lo vedo sì. Lo vedo sì, sono convinto che ci sia un allarme sociale, perché, e lo sto dicendo anche
lo sto dicendo anche a gran voce, cioè quando abbiamo le imprese che lavorano sul filo di lana e non riescono a pagare i fornitori, non riescono a pagare i dipendenti, cioè, è chiaro che questi imprenditori vanno in depressione, vanno in crisi, e quindi questa è sicuramente un allarme rosso che bisogna prendere in considerazione in modo serio. Devo dire che questo comporta sicuramente un disastro sociale nel 2021, perché avremo veramente in base ai dati che dicevo prima, avremo veramente tante persone che vanno in difficoltà. Basti pensare anche ai vari comparti. Avete avuto prima, ascoltavo venendo qua il sindaco di Cortina, no? C'è una filiera legata alla neve, e come si fa a dire che quello non è un qualcosa di essenziale, senza tralasciare i ristoranti, i bar, gli spettacoli, qua si dice che questi non sono essenziali, ma andiamo a dirgli agli operatori se sono essenziali o meno. Vediamo se questi operatori riescono a pagare le tasse, riescono a pagare i finanziamenti che hanno in corso, riescono a pagare quello che devono pagare. Io credo che per quelle persone là questi lavori siano essenziali. Devo dire che in questo momento qua forse non si è prestato tanta attenzione a questi particolari, però questi particolari decretano dopo un grosso problema sulla comunità, insomma. Questo è il fronte delle imprese, lei è imprenditore e quindi il suo è un osservatorio. Se posso, l'unico sistema secondo me per andare a colmare questo tipo di problema è, come ho sempre detto, andare a dare, io non chiamo ristori, perché secondo me ristori è una paghetta, secondo me bisogna immettere liquidità nel nostro mercato, dando dei contributi a fondo perduto e andando a eliminare quello che sono le tasse, perché comunque le imprese non riusciranno a pagarle né adesso né dopo. Quindi né domani. diciamo uscire un po' dall'ottica che è quella anche della mera sospensione, quindi arrivare ad una soppressione vera e propria. Questo è il suo punto di vista, il punto di vista di un imprenditore. Grigoletto è docente, lavora invece nel mondo dell'istruzione, e l'altro fronte, oltre a quello dell'impresa, è quello della scuola. Mondi che sembrano spesso paralleli, in realtà sono connessi come pochi altri. Grigoletto, cosa succederà il 7 di gennaio? Cosa si augura proprio da docente? Allora, da docente e personalmente anche io mi auguro di poter rientrare in classe il 7 di gennaio. Realisticamente penso che questo non sarà possibile, anche perché se il Veneto poi, da quanto si dice, insomma, riceverà dalla Befana, nella calza la zona rossa, penso quindi sarà impossibile proprio rientrare a scuola il 7. Probabilmente non si rientrerà neanche nelle altre parti d'Italia, il contagio non solo non scende, ma l'RT continua a salire. È davvero impietosa questa seconda ondata, come dicevo prima, e quindi credo che si dovrà aspettare ancora qualche settimana. Io spero non oltre, perché lei dice bene, la scuola è un ambito molto provato da questa epidemia. Ci sono ragazzi che metà dello scorso anno e di fatto metà di questo, come per certi aspetti avessero saltato, non del tutto, perché è chiaro che la didattica a distanza ha sopperito alle esigenze e alle necessità didattiche, ma fino a un certo punto è stata ed è difficoltosa, e non è la scuola come la scuola in presenza. E poi, se mi permette di fare un'osservazione, non è detto che i ragazzi più grandi, quelli dei licei, quelli tecnici, insomma quelli adolescenti, siano insomma quelli più che si possono arrangiare, diciamo così. Non è vero che abbiano meno bisogni, certo hanno meno bisogni di essere, dal punto di vista della sorveglianza in casa, chiaro, rispetto a un bambino delle elementari, ecco.
ma sicuramente hanno bisogni sociali che nella scuola soltanto riescono, e relazioni che soltanto nella scuola possono vivere, e l'educazione e la formazione passa attraverso il contatto e la relazione appunto personale. Quindi io sono molto preoccupato se questa situazione si protrarrà. L'auspicio, se posso concludere, è che arrivassero presto e tanti vaccini, perché io penso sarebbe giusto, e anche sarebbe un modo per risolvere il problema, al di là dei trasporti, che dopo il personale sanitario, ovviamente dopo le categorie deboli, fossero vaccinati proprio gli studenti e gli insegnanti, perché allora lì potremmo risolvere due problemi, appunto quello del contagio e quello del diritto all'istruzione. E anche questo è uno dei temi sul tavolo. Susina, da questo punto di vista cosa dice? No, sono d'accordo, il concetto delle scuole secondo me vanno sicuramente prese in considerazione in modo serio e giusto, perché i ragazzi hanno estremo bisogno di avere comunque contatti e relazioni. E l'unica cosa che posso così dire è che sì, sono dell'idea che il problema non sia la scuola, ma i trasporti che portano alla scuola sono quelli che vanno più monitorati e vanno, secondo me, così ampliati anche con servizi privati, insomma. Vi faccio un'ultima domanda che ci tiene in Veneto, perché comunque i dati del contagio sono alti in queste settimane, si parla tanto del Veneto anche a livello nazionale, ci sono tante polemiche in corso, la regione del Veneto con il presidente Zaia che dice i parametri devono essere rivisti, soprattutto quelli dei test rapidi e della contabilità con i tamponi molecolari. Insomma, il dibattito è aperto e lo conosciamo tutti. Grigoletto, lei che a livello regionale fa parte dell'opposizione, le chiedo, c'è un caso Veneto? C'è la possibilità che qualcosa sia sfuggito di mano alla macchina sanitaria regionale, o è una questione di dati, di numeri? Che idea si è fatto? Ma c'è la questione del presidente in giallo, al di là delle giustificazioni dei tamponi rapidi non valutati, contemplati nella contabilità appunto dei tamponi, ma soltanto quelli molecolari che si conteggiano in altre regioni. C'è il grosso tema delle terapie intensive nel Veneto, no? Terapie intensive che certo esistono, metà sono occupate, metà si dice che siano vuote, ma sono vuote purtroppo anche, a quanto si dice, di medici e di personale infermieristico, e quindi di fatto sono inservibili. E allora non è vero che il parametro a questo punto sia un parametro realistico. Io penso che sia sfuggito, sì, qualcosa è sfuggito, anche tanto probabilmente è sfuggito, ma si poteva anche evitarlo, perché vede, il presidente Zaia non è obbligato per forza a subire quello che il governo gli dice, che se gli dice stai in giallo tu vestiti in giallo e non cambiarti mai, perché il presidente della regione ha la possibilità, se e quando lo ritenga necessario, di chiedere di entrare in zona rossa, come hanno fatto altri presidenti di regione. Cito uno, Bonaccini, che è il presidente della conferenza delle regioni, che peraltro vuol dire anche buoni rapporti, pur essendo di parti politiche diverse, con il presidente Zaia. Lo ha fatto per alcune zone particolarmente contagiate. Quindi il presidente Zaia poteva in ogni momento chiedere di uscire dalla zona gialla, ma arancione andare, adesso invece saremmo costretti a entrare in quella rossa. Io dico sì, al più presto a questo punto. Bisognava farlo però. E Susina, vedo che lei scuote la testa, ecco, le chiedo un a me va pensiero bene tutto, va bene tutto, ma devo dire, ritorno a dire, prima di chiudere e portare comunque il Veneto in zona rossa, bisogna che il governo dica alle imprese questi sono i soldi che mancano sui bilanci, perché bisognerebbe fare come fa l'Olanda. Quant'è che hai perso di fatturato? Il 30% rispetto all'anno scorso, ti do l'80%. Questo deve fare il governo. È inutile andare a parlare di ristori, serve liquidità vera, perché il governo a oggi nel mondo produttivo non ha messo niente, ha messo la garanzia
garanzia di firma su dei prestiti che ha fatto fare ulteriormente alle imprese, non ha fatto altro, quindi di cosa stiamo parlando? Bisogna cercare di andare avanti, cercare di organizzare al meglio questa regione, mi sembra che ci stiamo riuscendo, l'unica cosa che purtroppo oggi così manca è che il governo non sta dando liquidità sul sistema produttivo. Allora, io vi ringrazio, grazie infinite a Roberto Grigoletto e buon anno ancora, Partito Democratico, grazie a Luigi Susin anche per aver condiviso la sua esperienza personale, Fratelli d'Italia, grazie quindi a entrambi, siamo alle battute conclusive. Io vi rimostro questa immagine che prima vi abbiamo dato praticamente in diretta, Andrea Crisanti che si è sottoposto al vaccino in azienda ospedaliera a Padova. Sapete tutte le polemiche che erano nate dopo alcune sue dichiarazioni proprio sul vaccino, più o meno a fine novembre, sulla sicurezza del vaccino, parole che in parte poi erano state strumentalizzate, ma vabbè, contano i fatti al di là delle parole e il fatto è che Crisanti si è vaccinato anche Roberto Rigoli, abbiamo visto prima alla foto dal Cafoncello di Treviso, quindi il messaggio che parte è un messaggio senza dubbio inequivocabile e importante. Tra l'altro poi questa sera vi racconteremo nuovamente questa ulteriore giornata di vaccinazioni negli ospedali del Veneto e anche in alcuni casi nelle strutture per anziani, che sappiamo benissimo essere un po' l'epicentro del dramma anche in questa seconda ondata. Chiudiamo con i numeri che ormai abbiamo imparato a conoscere e che ci stanno accompagnando anche in questo inizio di 2021, 1617 nuovi casi di positività nella notte nel Veneto, 524 a Treviso che è la provincia che segna su questo fronte il record, però poi c'è da dire che se guardiamo ai decessi, ecco, non è Treviso la provincia più interessata. Per esempio abbiamo Belluno che è un quinto di Treviso in termini di popolazione, ma ha dati, se vogliamo, più elevati. Questa insomma la situazione, poi ci sono i due numeri che sono cartina di tornasole dell'emergenza. 400 è il numero di posti letto occupati nelle terapie intensive, quindi continua a rimanere un numero elevatissimo e questo è il numero da cui deve partire ogni considerazione, probabilmente partirà anche la considerazione principale del CTS, chiamato appunto a dire se il Veneto dopo le festività sarà in zona arancione o rossa oppure continuerà a essere in area gialla, anche perché abbiamo 3.000 comunque più o meno posti letto occupati in area non critica, quindi pneumologie, malattie infettive e quant'altro. Questa quindi è la situazione aggiornata alle 14:30 del 2 gennaio, finisce qui la nostra prima diretta di questo 2021, noi ci vediamo questa sera alle 18:30 per l'edizione regionale, alle 19 edizione veneziana, 19:30 Treviso e Belluno. Ringrazio dalla regia Alessandro Granziera e Mattia Pizzaia, ringrazio tutti voi per la cortese attenzione. Buon anno ancora e buon proseguimento di giornata.